La letteratura, la storia, i documenti dicono che eventi di questa portata, di questa dimensione, capitano una volta ogni 200-300 anni. Un evento eccezionale quindi, quello accaduto tra l'Asolano e la Castellana giovedì sera. Numeri impressionanti, secondo i rilievi del Consorzio di Bonifica Piave, gestore della storica Brentella, ma anche della Venale, che scorre in centro a Castelfranco. L'elemento principale è che in 3 ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia su un'area molto ristretta, nel bacino della Venale. Per fortuna c'erano le casse di espansione che loro hanno raccolto circa 800.000 metri cubi d'acqua, però il problema è che ne sono caduti quasi 5 milioni di metri cubi in quel bacino. Perciò, per quanto tu abbia aperto, per quanto tu abbia fatto, era impossibile riuscire a mettere in sicurezza il territorio in questo caso, in questa circostanza. Da tenere presente che in un determinato momento addirittura abbiamo completamente ostruito il corso d'acqua del Brenton, deviandolo totalmente nella cassa di espansione di Riese, proprio perché la Venale era risalito nel giro di 20 minuti a un livello tale che ha provocato appunto l'esondazione. Tanta acqua quindi, che però non ha trovato il consueto sfogo a valle. Questo momento difficile è partito questa volta non da nord ma da sud, perciò è salito man mano e questo ha fatto sì che il terreno è stato veramente ricoperto d'acqua fin dall'inizio, ancora prima di arrivare nella zona dove funzionavano le casse di espansione. Il territorio era già pieno d'acqua. Questo ha fatto sì che poi l'acqua, continuando nella notte, finiva automaticamente non più nei canali ma finiva per strada. Situazione che secondo Gerolimetto con le attuali condizioni potrebbe ripetersi e per questo manda un chiaro messaggio a tutti i cittadini. Dobbiamo riuscire a proteggere le abitazioni, vuol dire creare delle protezioni attorno al perimetro delle abitazioni in modo tale che l'acqua non entri in casa ma resti in strada. Questo è fondamentale, sembrano cose banali ma sono essenziali. Sulle strade per andare più piano mettono i dossi, vuol dire che per entrare in casa dovremmo passare per un dosso, cioè alzare una sorta di recinzione che consenta di non far sì che l'acqua entri, perché le rampe dei scivoli purtroppo portano l'acqua in cantina, portano l'acqua dove non deve andare. Lunedì 21 ottobre si parte anche questa mattina una nuova settimana e che abbiamo ospiti questa mattina perché abbiamo aperto con questo servizio, perché abbiamo in presenza Amedeo Gerolimetto, Presidente Consorzio Piave. Grazie Presidente di essere a Sveglia Veneti questa mattina per spiegare veramente cosa hanno intenzione di fare, i fondi che sono arrivati o che dovrebbero arrivare non arrivano. Questo cittadino sempre che passa il cerino, qualcuno passa il cerino e si trova col cerino in mano. Adesso dobbiamo farci anche i muri Gerolimetto intorno alle case. Ma saluto anche Nadia Zanchin, sindaco di Eraclea. Buongiorno sindaco, grazie anche a lei. Sindaco o sindaca? Aspetta che non sbaglio, prego. Sindaco. Sindaco, benissimo. Sindaco Zanchin. Allora, io inizierei proprio dal sindaco Zanchin. Prima di sentire il Presidente Gerolimetto, visto che abbiamo visto anche il servizio e cosa ha detto. Lei cosa ne pensa e come commenta questo servizio, Zanchin? Allora, la situazione è preoccupante perché ad ogni pioggia ci si trova a fare i conti con i torrenti, con i fiumi che rischiano di esondare. Io ho il Piave che mi preoccupa ogni volta anche perché ha una portata abbastanza consistente da tutto quello che arriva da monte, che non si tratta solamente di acqua ma anche di molto spiaggiato che crea diversi danni. Qui effettivamente c'è qualcosa da fare a livello molto importante regionale. Noi comuni non possiamo essere lasciati soli a dover in qualche modo far fronte a questa emergenza che, ripeto, è sempre più frequente e in tutte le stagioni. Il fatto che comunque ci siano questi problemi dovrebbero far riflettere un po' tutti su un cambiamento climatico che è in atto e comporta praticamente tutta quanta una valutazione da fare per un intero territorio che non si limita solo nelle zone che sono colpite, perché noi siamo
la base, ma in realtà dovremmo agire su tutto il territorio circostante. Prima stamattina ho sentito un servizio dove si diceva che l'Italia sarà sempre più colpita anche perché comunque il mare di riflesso sembra un po' assurdo quello che sto dicendo, però effettivamente fa riflettere. Il mare di riflesso con il riscaldamento globale va a influire sul clima e di conseguenza anche sulle temperature e sull'acqua. Quindi non si tratta della portata del fiume facendo i bacini di laminazione, che secondo me sono fondamentali. Noi abbiamo avuto un po' di ostacoli con i bacini di laminazione di Crocetta del Montello, però ritengo che si debba effettivamente fare un ragionamento dove non si può guardare solo il proprio territorio, ma bisogna vedere tutta la portata del territorio, perché per esempio con il Bacchiglione i bacini di laminazione hanno funzionato, così come i danni che si sono verificati a Vicenza qualche anno fa con queste nuove infrastrutture hanno visto una diminuzione dei danni. Le assicuro che non è facile da sindaco essere sempre, cioè dormire tranquillo quando ci sono queste allerte meteo che sono ormai quasi ogni settimana. Quindi io innanzitutto mi permetta di esprimere la mia solidarietà alle regioni dell'Emilia Romagna che sono state fortemente colpite in questi giorni, ed è la quarta volta nell'arco di pochi mesi, quindi insomma sono cose che colpiscono, e credo che sia il legislatore a livello regionale, ma soprattutto a livello statale, debba prendere la consapevolezza di questo e mettere in atto qualcosa che effettivamente possa andare a bloccare. Per quanto riguarda i muri di contenimento delle case, servono fino a un certo punto, perché vanno a limitare solamente un perimetro, e comunque ricordiamoci che l'acqua prima o poi comunque se deve passare passa. Io credo che le cose da fare siano invece i bacini di laminazione o altre opere di contenimento, non solamente nelle zone montane ma anche nelle nostre zone, proprio per cercare di prevenire, visto le portate d'acqua consistenti che cadono ogni volta. L'abbiamo sentito prima, 800.000 metri cubi, cioè sono veramente un'enormità. Grazie Sindaco, più chiaro di così, Presidente Gerolimetto, penso che non potremmo aver sentito questo Sindaco. Come commenta, prego? Innanzitutto saluto anch'io tutti gli ascoltatori e soprattutto mi affianco al Sindaco per portare una solidarietà a chi è stato colpito ieri e chi è stato colpito in passato, dico, per quel che riguarda questo fenomeno terribile che sta mettendo in evidenza proprio la fragilità di tutto il nostro territorio, ma soprattutto di noi tutti. Parto subito dalle ultime considerazioni fatte dal Sindaco in merito a alcuni commenti che avevo fatto tempo fa sul sollecitare le persone a difendere la propria abitazione. Non c'è ombra di dubbio che non è la soluzione del problema, però con questo problema che stiamo vivendo io credo che non è esentato nessuno dall'attivarsi, cioè da avere il massimo dell'attenzione necessaria, che passa da chi gestisce casa sua, magari evitando appunto, e ribadisco, evitando di avere le bocche da lupo a livello campagna e magari avendo dei bordi. Questo consente, perché vediamo che spesso le case vanno in crisi per gli ultimi 5 o 10 centimetri anche. Però quando entra l'acqua. Ecco. Non c'è ombra di dubbio che sono indispensabili e sono necessarie le casse di espansione, che sono secondo me oggi una delle risposte più sostanziali, più immediate a mio avviso, anche se per realizzare queste non c'è ombra di dubbio che servono risorse importanti e significative. Ma a fianco di questo io credo tutte le azioni che noi dobbiamo fare passano attraverso una programmazione, un'analisi molto attenta e molto seria del territorio, e che è quello che in parte per esempio anche noi come consorzio stiamo facendo su alcune zone che abbiamo visto che sono state colpite più di recente, perché prima di tutto dobbiamo veramente conoscere il comportamento dei corsi d'acqua che abbiamo esistenti, dobbiamo conoscere i livelli del territorio e questi devono anche accompagnarci nel momento in cui noi andiamo a rilasciare delle autorizzazioni a lottizzazioni o a residenze, perché costruire nei posti sbagliati poi comporta facilmente avere anche dei problemi grossi.
E non a caso, se osserviamo, molto spesso anche in questi momenti drammatici vediamo che alcuni fabbricati nelle nostre zone, proprio quelli più anziani, quelli più vecchi, quelli più datati, magari non subiscono il problema dell'allagamento, perché in passato già tenevano conto di queste cose. E vediamo che anche questo problema degli allagamenti e di queste piovosità impressionanti, perché, ripeto, fin poco tempo fa noi abbiamo sviluppato i nostri territori, i nostri ambienti, pensando a una piovosità media che era attorno ai 40-50 mm quando cadevano in un punto, in una determinata zona ristretta. Adesso siamo passati a piovosità che sono pari a 3 volte questo, perciò il sistema che si è sviluppato negli anni non è più in grado di reggere agli eventi climatici che stiamo assistendo in questo periodo. Però, Presidente Gerolimetto, io sono un po' perplessa su quando si dice non si può più fare perché così non va bene. Non mi sembra che sia un po' tardi, dopo aver sentito ricercatori, scienziati, io li ho avuti e li ho anche in trasmissione, e i segnali che danno da anni sono segnali molto chiari, dove si fa capire che bisogna intervenire immediatamente perché il cambiamento climatico è in atto da anni, non è che l'abbiamo trovato ieri. Il problema è che i soldi che dovrebbero essere impiegati per la salvaguardia del territorio, con quella morfologia che abbiamo, questo paese meraviglioso che è l'Italia, vengono dirottati su opere inutili, dannose e preoccupanti. Parliamo di terze corsie, pista da bob, ponte di Messina, invece di capire che c'è un territorio fragilissimo che per anni, compresi tanti sindaci, non hanno tenuto in considerazione l'urbanistica, visto che se la tenevano per i piani regolatori, dove l'urbanistica diceva molto chiaramente e dice molto chiaramente dove puoi costruire, dove non puoi costruire, cosa fare. Allora adesso noi ci troviamo con la pianura padana che ha veramente cemento con dei numeri incredibili, il consumo del territorio più grande di tutta Italia, e qualcuno adesso dice bisogna intervenire, ma come puoi intervenire? Butti giù le case. Io ho avuto l'urbanista, una delle più famose a livello italiano, la professoressa Mazzoleni, che dice adesso cosa facciamo? Cioè non è che possiamo intervenire adesso su zone che è stato cementificato e costruito. Però nonostante questo si continua a non ascoltare che bisogna investire nel territorio. La sindaca parlava di bacini di laminazione, le casse di espansione, è vero quello che dice, però è anche vero che se a questo cittadino tutti i sindaci informassero con gli addetti ai lavori, quelli che sanno, non con la politica, con quelli che sanno, che le persone competenti, come, dove, cosa fare, forse questo cittadino si renderebbe anche conto che forse c'è qualcosa che non va oppure c'è qualcosa che si può fare. Perché noi vediamo sempre uno contro l'altro, la politica che parla rispetto a quelli che dovrebbero parlare. Basta vedere quando ci sono queste alluvioni, io vedo il sindaco, vedo protezione civile, ma gli altri dove sono? Cioè, con tutto il rispetto che ho, sindaco, per voi e per l'impegno che ci mettete, ma cosa ne capite voi di cosa fare sul territorio in quel momento? Eppure paghiamo una montagna di persone che dovrebbero essere lì per capire anche di limitare i danni. Spariscono tutto. Vedi, sindaci, qualcuno della protezione civile che anche ieri hanno fatto appello, siamo pochi, non ce la facciamo, tutto il resto è noia, ce lo rimetto. Ma gli altri dove sono in quel momento, quando i sindaci veramente sono con le spalle al muro e guardano disperati? Adesso cosa dico ai miei cittadini che sono allagati? Ecco, l'acqua ha invaso le loro case, perché lei dice i muri, sì, ma te entrerà da un canceo, Gerolimetto, e stenti da quel canceo là, l'acqua entra da là, anche se fa il muro alto 20 metri, cioè entrerai pure in casa. Non è che forse bisogna andare a sentire queste persone, le persone competenti, quelli bravi che abbiamo, ingegneri, idraulici, di tutto e di più, per capire cosa fare in questo territorio? Prego, Gerolimetto. E allora, una cosa alla volta. Per quel che riguarda cosa fanno le persone ad oggi, noi sappiamo per esempio che
da un bel po' di tempo ormai, anche parlo come consorzio per la mia esperienza, stiamo sostenendo in collaborazione con le amministrazioni comunali la realizzazione dei piani delle acque. Secondo me è uno strumento assolutamente utile e indispensabile, a mio avviso, che deve essere realizzato da parte di ogni amministrazione comunale e confrontato con il consorzio di bonifica, proprio perché vanno a mettere a nudo, diciamo così, tutte le criticità di un territorio. Questo vuol dire che diventa uno strumento indispensabile e necessario sul tavolo delle amministrazioni poi quando andranno a rilasciare le autorizzazioni a costruire, perché evidentemente mettono in evidenza le criticità di quel territorio e soprattutto come intervenire, e poi dico è indispensabile che sia confrontato e rapportato col consorzio di bonifica. Perché? Perché il piano delle acque di un singolo comune poi ha delle influenze, è collegato, ha dei rapporti anche qui comuni vicini, perciò bisogna sempre che ci sia un ragionamento, un confronto, un'analisi di rete, proprio per avere una visione al di sopra di tutto questo. Questo credo che sia una cosa estremamente utile e necessaria, e abbiamo visto anche che dove alcune amministrazioni hanno incominciato poi a intervenire in tal senso, tenendo conto appunto di quanto era emerso da questi piani, e hanno favorito e si sono adoperati in collaborazione con il consorzio e anche altri enti superiori come la Regione e così via, nel creare alcune casse di espansione, e questo vediamo che sta già dando dei frutti, perché alcune comunità che prima regolarmente a fronte delle piovosità intense rischiavano di finire allagate, invece grazie a alcune casse di espansione che sono state realizzate in quel territorio, per fortuna questa volta sono riuscite a venirne fuori senza avere grossi danni. E questo è dico io, è una risposta, è un modo di agire. Dopo è chiaro, c'è un problema, perché se quello che è successo a Bologna succede in qualsiasi altra parte del nostro territorio, della nostra provincia anche, io credo che rischiamo veramente gli stessi disastri, perché piovosità di quell'intensità in pochissimo tempo non sono gestibili. Dovrebbero proprio, noi vediamo che in taluni casi, pur essendoci poco lontano la cassa d'espansione, ma la piovosità si è realizzata in altra zona pur vicina, la cassa non è riuscita a dare una sua risposta e la pioggia cade proprio su quel territorio, in quell'ambito. Per questo io dico che è assolutamente necessario e importante fare anche a livello del proprio fabbricato, della propria situazione, il minimo di manutenzione necessaria perché si riesca a dare delle risposte alle situazioni, quelle più vicine alla propria abitazione. Allora, sentiamo il sindaco come commenta. Ecco, voi in prima linea sempre, comunque, a qualsiasi ora, ma dietro di voi l'esercito, ciao, prego. Allora, dietro di noi l'esercito, ciao, relativamente, nel senso che comunque mi sento di dire che la presenza di alcuni enti, quali il consorzio di bonifica, da noi c'è, tant'è che anche proprio sul nostro territorio sta facendo delle opere per il contenimento e il rinforzo degli argini, quindi ha ragione dice nel dire che dobbiamo fare rete fra tutti, perché noi sindaci non possiamo essere lasciati soli nel momento dell'emergenza, e questo è pacifico. Però il lavoro sta tutto quanto a monte. Io su Eraclea, nelle opere che stiamo facendo, stiamo rinforzando tutte quante le tubature, perché va detto anche questo, molte volte si tratta di strade che sono vecchie, sono datate, e con questi nuovi fenomeni la portata è inferiore, quindi andiamo ad incrementare le tubazioni allargandole, stiamo facendo delle opere tipo in piazza, stiamo già facendo le vasche di laminazione, quindi su ogni territorio bisogna provvedere il più possibile. Mi viene da dire anche la pulizia delle singole condotte o anche dei canali essenziali, perché sempre più spesso si verifica il fenomeno dove viene lasciato tutto un po' incolto, anche il taglio dell'erba all'interno dei canali, quello va comunque ad aiutare ad incrementare
una pulizia e quindi che l'acqua scorra, perché molte volte ci troviamo anche di fronte a queste realtà. Una zona va sotto perché ci sono le condutture che non sono ben pulite. Quindi il lavoro essenziale del consorzio di bonifica è vero, è davvero utile ed è un progetto che va studiato sempre insieme perché ogni località ha la sua peculiarità. Dall'altra parte noi abbiamo anche aderito come comuni, io parlo per questi del Veneto orientale, abbiamo fatto anche l'adesione ad alcuni bandi di finanziamento, veniamo messi in graduatoria però poi i fondi non arrivano e questo ci mette veramente in difficoltà perché possiamo avere tutta la progettazione, però se poi noi comuni siamo lasciati da soli anche in questo e quindi nel reperimento dei fondi non riusciamo a realizzare nemmeno le opere fatte dall'ingegnere più bravo. Quindi ci deve essere un investimento serio sulla sicurezza idraulica. Abbiamo Poi, Rinaldo è da vero, Venezia, il vai piano... Rinaldo. I tuoi ospiti. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. E allora, in quanto riguarda l'acqua, i nostri vecchi costruivano in altezza le case, adesso fa tutto sottoterra. Gli architetti moderni, che sono intelligenti, li fa sottopassi, cantine, garaggi, tutto sottoterra. E il suolo giocava via tutto, l'acqua era più sfogo da andare. E dopo l'acqua, se ascoltavi i nostri scienziati, che sono 30 anni minimo, che ne dire guarda che arriveremo a questo punto e siamo arrivati, è colpa nostra. Adesso cosa ti vuoi scerare stare chi vuole scampare? Adesso daremo quello che non abbiamo creduto di poter fare prima le robe. Una volta i vecchi, senza strumenti di adesso, mi salvava tutto. Mi sono nato sull'acqua, Mirella. Con l'acqua ho convissuto 81 anni, vabbè, perché sono veneziano, acque alte da tutti i cantoni. Però anche Anna mi cerca, se ne accorgemo dell'acqua, dal scirocco, dal vento, da tante robe. E ora a parte che era altri tempi, ma non togliamo nessuna precauzione. Ma adesso, va bene, in più, e spiagge, secondo il mio punto di vista, fra 30 anni e spiagge non c'è più. Se noi i provvedimenti da mettere e dire fuori, girare e votare, che l'acqua non venga. Perché ogni mareggiata magna sulle spiagge minimo 20 metri di spiaggia. Dopo cosa fai? Con la buona stagione, con le draghe, li va in mare, li cava via la sabbia e li rimette. Ma purtroppo andremo sempre peso, bisogna volere bene la terra. Una volta i campi, i soffrosci, tutto quanto, i scoli per l'acqua, i tombini in età. Basta vedere in Emilia Romagna. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, grazie, comunque Ciao. Sei stato chiarissimo, vedo che ascoltate bene perché in effetti si è detto più volte che appunto i nostri diversamente giovani costruivano i granai per alto e adesso noi i più grandi architetti invece vanno sottoterra. Perfetto, meglio di così, vedo che ascoltate bene a casa, bravi. Allora andiamo a vedere invece a Castello di Godo questa rabbia, andiamo a sentire poi la commentiamo. Vediamo se... È una piena in corso, noi siamo qui sempre sul stesso posto di qualche mese fa, a maggio, e poi ancora qualche settimana fa. È il posto più delicato, più fragile per le esondazioni. Via Pagnana, Castello di Godego, le abbondanti piogge sulle zone della Pedemontana hanno ingrossato i torrenti come il Brenton, che ha tracimato per l'ennesima volta bloccando la via che costeggia la ferrovia e che ha bloccato l'accesso ad una casa. Siamo riusciti a mettere su qualcosa di molto veloce in emergenza e siamo riusciti insomma ad arginare la fuoriuscita dell'acqua in una zona particolarmente sensibile. Ecco, l'abbiamo fatto grazie alla collaborazione e all'apertura del COC. Protezione civile, polizia locale e vigili del fuoco per sistemare sulle sponde del torrente grossi massi, costruendo di fatto un argine lì dove il Brenton si incurva ed esce sulla strada, minando la sicurezza di chi passa per via Pagnana, allagando campi e case circostanti. Un'emergenza continua, il COC aperto da 15
15 giorni, situazioni che il vice sindaco non è più disposto a tollerare. Questi sono interventi che se noi vogliamo fare li dobbiamo coordinare insieme agli enti preposti, li dobbiamo fare insieme, non soltanto in emergenza, si possono fare anche in agosto i lavori, però bisogna progettare, avere la voglia di fare insieme, lavorare per risolvere un problema. Chiesto dal vice sindaco un tavolo di concertazione con gli enti preposti. Dobbiamo lavorare su questo, benissimo, ci sediamo, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, cosa possiamo togliere, cosa possiamo costruire. È bastato soltanto mettere delle pietre intanto per risolvere il problema. Abbiamo messo su delle pietre e abbiamo risolto un problema. Però non possiamo lasciarlo lì per 10 anni, va risolto innalzando un muretto di contenimento, magari lavorando anche sull'eventuale abbattimento di alcuni ponti che sono troppo bassi rispetto al piano. Molto chiaro. Allora, intanto iniziamo a capire anche a casa, perché qua tutti parlano, gli addetti ai lavori, delle sigle, a casa dire cos'è sto COC, tanto spieghiamo cos'è il COC, perché abbiamo il diritto di capire a casa, ascoltano e capiscono. Poi tutti gli addetti, il COC, cos'è il COC, chi lo spiega? Prego Gerolimetto. È un momento, cioè il COC sostanzialmente, lui ha detto abbiamo aperto il COC, cioè un punto dove si trova a livello di amministrazione comunale, c'è un punto dove si gestisce l'emergenza sostanzialmente. Avete capito cos'è il COC? Si gestisce l'emergenza. Ecco, è un punto di ritrovo per l'emergenza. Là è gestito e condotto evidentemente normalmente dal sindaco e poi con tutte le persone che con lui collaborano e lui gestisce sostanzialmente l'emergenza del suo comune. Tornando invece al ragionamento all'intervista fatta adesso in quel di Castello di Godego, proprio in particolare, il vice sindaco. Ecco, siamo in una zona dove tra l'altro sono presenti proprio attorno a quel territorio diverse casse di espansione, sia a nord dove passa la Pedemontana, sia proprio all'interno del comune stesso dove stiamo tra l'altro ristrutturando e sistemando una cassa stessa. Poco lontano a Riese, comune vicino a Riese, c'è una cassa che riesce a immagazzinare oltre 500.000 di metri cubi d'acqua e proprio quella notte il nostro personale che gestiva il canale Brenton dall'altro lato ha deviato completamente il corso d'acqua nella cassa di espansione alle 3 di notte. Se no sarebbe stato il disastro. Perché abbiamo una piovosità da Verona, paurosa. Se no cade la linea, Gerolimetto sa come funziona, è già venuto. Prego Daniele, vai, poi riprendiamo. Sì, pronto? Sì, prego. Sì, allora niente, aveva già anticipato lei signora quello che vorrei dire adesso. Praticamente bisogna guardare diciamo così indietro negli anni per capire cosa bisogna fare oggi. Cioè non è che sia tanto complicato il discorso idraulico. Se una volta esistevano i fossi, li tenevano puliti, c'erano le piante lungo le strade che tenevano i fossi del crollo della strada. Non è che erano tutti quanti stupidi, quindi per carità l'eccezionalità ci può stare come è stato nel 66 e altre situazioni di alluvione, però siccome noi abbiamo per guadagnare territorio nel costruire, nel cementificare le zone golenali abbiamo costruito dentro, quindi bisogna compensare il territorio che era a uso golena a espansione delle acque, facendo come si sta già facendo in Veneto in gran parte, però c'è ancora molto da fare, le casse di espansione. Però se noi esempio intubiamo i fossi, mettiamo un tubo diametro diciamo 40, bene, aumenta l'acqua, però non basta più, non c'è più l'espansione che c'era una volta, quindi bisogna pensare a qualcosa di buono. L'ho già visto fare, tutte le strade del paese devono essere cassonate. Cassonate cosa vuol dire? Dove che sotto il manto stradale corrono dei cassoni tipo diametro 1,5 metri, 2 metri, roba grande, dove può continuare il poco e soprattutto il tanto, con feritoie come vediamo nei film degli Stati Uniti, dove la gente addirittura va dentro col corpo, dentro il braccio, cioè dove vengono smaltiti i fogliami, tutto quanto, quindi come si può dire, a non rischio di intasamento delle famose feritoie o chiamavano dialetto i gattoli, così dove si intasano i fogli e non scorre più l'acqua. Ecco, quindi volendo le soluzioni ci sono, però giustamente bisogna farle e tante volte si dice è costoso, ma è più costoso farle
o è più costoso a pagare i danni? Grazie, buona giornata. Grazie Daniele, prego Gerolimetto, finiamo il discorso, poi rispondiamo a Daniele anche poi col sindaco Zanchini. Ricollegandomi un attimo proprio al commento che ha fatto, credo che una delle cose che bisogna cercare di evitare a tutti i costi, e noi come consorzio siamo assolutamente contrari, se non è proprio c'è l'impossibilità di trovare una soluzione diversa, dobbiamo smetterla di intubare l'acqua. L'acqua deve correre nei fossi a cielo aperto. Questo ci consente di ridurre notevolmente i danni, perché noi sappiamo perfettamente che quando abbiamo intubato l'acqua, di fronte a questa si creano delle griglie ne abbiamo un'infinità sul territorio e quando succede, quando piove, si intasano tutte contemporaneamente. Vengono fatti anche dei manufatti adeguati per risolvere questo problema, però l'intubamento dell'acqua è un problema gravissimo. No, però Gerolimetto, allora spieghiamo bene. Allora, l'intubamento è stato fatto perché c'era uno spreco d'acqua. È stato detto così, basta leggere la storia dell'intubamento dei tubi. C'è troppo spreco dell'acqua, intubiamola. Adesso non va più bene. Adesso ci accorgiamo che i tubi che sono stati messi a volte, come dice Daniele, erano troppo piccoli rispetto alla portata. Ma io mi chiedo, ma la gente a casa, ascoltando e vedendo quello che è successo, si porrà pure una domanda: ma cosa è stato fatto in tutto questo tempo, in tutti questi anni, sapendo benissimo cosa sarebbe successo, perché è successo e lo sappiamo, le alluvioni le abbiamo già avute e ce le ricordiamo, non è che sia il cambiamento climatico, quello c'è, però la storia è storia e ci sono state le alluvioni. Ma quello che si domanda la gente, ma è stato tenuto in considerazione questo territorio? Perché i fossi non esistono più. Le monoculture, vediamo cosa è successo in Emilia-Romagna, perché succede questo, andiamo a vedere, lo dicono i ricercatori, lo dicono gli esperti che io ho ospiti. E soprattutto, quando c'è la siccità, noi non vediamo nessuno che va a pulire il Gerolimetto. Eppure si vede benissimo cosa si potrebbe fare e cosa togliere. Tutti questi consorzi, questi enti, chi è che li vede mai quando c'è la siccità e vedi dove c'è il problema e dove ci sono i problemi? Sindaco, ma guardi che non è che lo dico io, lo dicono le persone a casa che telefono, ma adesso c'è l'acqua, ma quando non c'è l'acqua, possibile che non riusciamo a capire che bisogna pulire? Prego, Sindaco. È il discorso che facevo prima. Quando dicevo che appunto bisogna intervenire sui fossi, guardi, io sto pensando di fare un regolamento proprio per la pulizia dei fossi, perché mentre una volta noi eravamo abituati con i nostri nonni che i fossi avevano la priorità su tutto in aperta campagna, quindi erano sempre ben tenuti, oggi invece ci troviamo con una situazione dove, anche ragionando a livello di competenza, aspetta la proprietà privata, aspetta il comune o aspetta ad altri enti, alla fine questi fossi rimangono là. Infatti ho dato a disposizione agli uffici di fare proprio un regolamento sulla pulizia dei fossi, seppur lo ritengo un po' una forzatura, perché è una cosa che già dovrebbe esserci, quindi un sindaco non dovrebbe arrivare al punto di fare un regolamento per fare la pulizia dei fossi. Le condutture che si diceva prima, sì, è vero, sono necessarie, però oggettivamente se l'acqua è libera di scorrere nei fiumi, che naturalmente devono essere ben tenuti, ha un valore diverso, perché è libera e non trova nulla nel suo percorso che in qualche modo lo va a ostacolare, perché per quanto le tubature possono essere proporzionate al territorio, prima o poi capita sempre il classico problema di manutenzione, perché oggi uno dei grossi problemi che abbiamo non solamente a livello dei fossi, ma abbiamo anche la manutenzione di tutte le condutture, e anche qui subentra sempre una questione di competenza, aspetta all'acquedotto, aspetta al comune, aspetta al consorzio, e nel frattempo il tempo passa e poi quando succedono questi disastri ci troviamo, indipendentemente da chi è la competenza, a dover far fronte a delle emergenze. Quindi è vero, dobbiamo intervenire tutti quanti, e probabilmente fare uno studio diverso anche di rinforzo proprio di tutte le arginature. Oggi ci troviamo con degli argini sempre più fragili, dovuti anche
Forse aprirò un'altra parentesi ancora, ma ai roditori che vanno a indebolire ancora di più dei fossi che sono già fragili di suo. E non è neanche semplice dire di intervenire su questo, perché come interveniamo? Le nutrie stanno facendo un sacco di danni ovunque nell'aperta campagna, si stanno avvicinando sempre di più anche ai paesi. Quindi questo è un altro problema che dovremmo andare a affrontare. Quindi pulizia, roditori. Sembra che effettivamente ci sia un periodo molto intenso che va a ledere quello che è la struttura dei fossi e di conseguenza il corretto contenimento, indebolendo sempre di più quelli che sono gli argini. Oddio, hanno provato anche a mangiarle le nutrie, sindaco, per vedere se diminuivano, lo dico in tono scherzoso, ma è successo. Il problema è che, a mio avviso, sentendo anche gli addetti ai lavori, non sono di sicuro le nutrie, ma veramente bisogna fare degli interventi veramente importanti nel territorio. Ecco, io ho avuto degli esperti che hanno detto smettiamola di dire questa cosa, guardiamo veramente cosa c'è da fare, veramente cosa si può fare, perché abbiamo le armi per combattere, ancora hanno detto, abbiamo ancora le armi se capiscono da combattere, se non capiscono non si sa cosa succederà. Adriana da Crocetta, poi sentiamo il sindaco e il Gerolimetto. Vai Adriana. Buongiorno a tutti. Hai ragione Mirella, tutti questi consorzi fanno altro che mangiare soldi al cittadino. Poi ti dirò una cosa, se ci sono persone, spetta anche ai cittadini un po' di tutelarsi se vedono il tempo brutto. Ci sono persone che davanti a casa hanno le buche ma aspettano che ci sia il comune che passa per coprirle. Allora bisogna responsabilizzare anche il cittadino che davanti a casa ha dei problemi, ma aspettano sempre gli altri. Capito Mirella? Sì, ma vedi Adriana, c'è un piccolo problema, che una volta si puliva ma non si pagava nessuno pulivi. Adesso noi paghiamo bollette, che poi spiegherà anche Gerolimetto, e avremo piacere anche che queste bollette siano spiegate. Grazie Adriana, devo andare in pubblicità, sennò veramente foro. Pubblicità, poi sentiamo il presidente Gerolimetto. Allora stiamo discutendo col presidente Gerolimetto, che poi ci conosciamo da tanti anni, perché non è che io voglio fare polemica, il problema è che io sono la voce dei cittadini. Allora dicevo, e sentiamo anche il sindaco cosa ne pensa, se il presidente Gerolimetto o i presidenti degli enti parchi e dei vari consorzi 2 volte all'anno, ho detto una ma adesso va aumentare la Presidente, 2 volte all'anno venissero a spiegare chiaramente cosa è stato fatto nei primi 6 mesi durante l'anno, ecco che anche la persona che è a casa, che arriva alla bolletta, dice però ha spiegato cosa è stato fatto perché ho pagato. Qua non si sa mai niente, non vi vediamo mai, Gerolimetto, non vi vediamo mai. Voi siete nel territorio, ma noi abbiamo bisogno di vedere quello che fate, perché non siete volontari, o sbaglio, siete volontari? No, perfetto, non sono volontari. Non siamo volontari, anzi, nella fattispecie del nostro consorzio ci sono 140 persone. Capito? Che lavorano regolarmente e si occupano di tutti i corsi d'acqua che noi abbiamo in gestione, che sono i canali demaniali, e dove regolarmente noi cerchiamo di fare, con la disponibilità che abbiamo di risorse e di persone, cerchiamo di intervenire, e purtroppo siamo quasi sempre costretti a intervenire nelle emergenze assolute, perché per riuscire a fare un'azione capillare, distribuite in maniera uniforme su tutto il territorio, servirebbero altre risorse e altro personale. Però quello che voglio dire è che noi teniamo presente che noi tra l'altro gestiamo oltre 92 comuni, cioè quasi tutta la provincia di Treviso, oltre che 3 comuni nella provincia di Venezia, cioè Noventa, Fossalta e Meolo, in parte questi 3 comuni. E come attività vengono fatte tantissime attività, ripeto, che sono quelle proprio di interventi quasi di emergenza, si fanno alcune programmazioni, ma teniamo presente che noi con le risorse dei contribuenti, perché noi viviamo tanto quanto recuperiamo dai contribuenti, facciamo esclusivamente manutenzioni. Maria da Schio, vai Maria. Maria? Pronto?
Niente, non la sento, vediamo se riusciamo a recuperarla. Allora devo correre purtroppo, sindaco, perché il tempo è tiranno, avete visto quasi è già passata l'ora, sembra di aver appena seduti, però intanto sa che le ha fatto i complimenti il presidente Gerolimetto, sindaco, ha detto che è molto bravo e preparato, ha detto sì, no, Saria Sveglia Veneti, io invito solo i bravi preparati, gli altri no, non li invito. Io scelgo bene, perché però quello che dicevo, sindaco, al presidente Gerolimetto è che trovo sindaci giovani, indipendentemente di uomo e donna, io parlo di persone, certo, molto preparate, ma soprattutto che hanno la passione a cuore il loro territorio, e questo mi fa ben sperare, perché il futuro è in queste mani, non è che sia in tante altre mani, cioè il sindaco che si confronta col cittadino, poi cerca di arrivare. Provincia non si sa ancora, sindaco, cosa che sia se mo perda, però magari in regione che ci fosse più un collegamento non sarebbe male, visto che i soldi arrivano là dopo. La collaborazione tra amministrazioni comunali, consorzi di bonifica, che tra l'altro c'è nel suo statuto, nella gestione e nell'amministrazione del consorzio stesso, sì, è fondamentale, e adesso che sta crescendo la sensibilità anche da parte della popolazione in genere, ma proprio da questi enti, delle amministrazioni stesse, riusciamo a lavorare molto meglio anche noi come consorzi di bonifica. Sindaco, a lei la parola. Sì, io condivido il fatto di fare rete, sicuramente va ad agevolare tutti, perché come dicevo all'inizio il territorio nostro non può essere visto, io guardo solo Eraclea e quello che succede nei comuni limitrofi non è cosa che mi riguarda. Purtroppo, soprattutto dove l'acqua scorre, e quindi visto che stiamo parlando di questo, dobbiamo far sinergia. Settimana scorsa noi abbiamo inaugurato con il comune vicino al mio, Torre di Mosto, un'opera che è stata fatta sì nel comune vicino, però va a difesa di tutto il territorio, quindi il fare rete ci permette sia di dare risposta immediata, insomma con i tempi burocratici sul nostro territorio, ma anche in tutto quanto il resto, perché effettivamente l'unica cosa per portare a casa i fondi necessari e fare una programmazione che sia efficace è quella di valutare l'intero complessivo. Noi stiamo col consorzio di bonifica nostro, insomma sono anni che si lavora sul piano acque, quindi non riguarda solamente Eraclea, ma riguarda Eraclea, Jesolo, Caorle, tutti i comuni limitrofi, il Portogruarese, proprio per fare sinergia fra di noi, e l'obiettivo è quello naturalmente di avere i territori più sicuri. Non è facile, perché non è facile. Noi nel 2022 avevamo il problema estremamente opposto, stavamo combattendo con la siccità, dove abbiamo avuto dei grossi riflessi su tutta l'arginatura, perché a un certo punto le sponde lì si sono prosciugate, così come sulle strade, e di conseguenza l'intervento anche qui con gli enti preposti, quali appunto il consorzio di bonifica, ha permesso di salvare anche in quella volta la situazione, che altrimenti avevamo il problema opposto del cuneo salino. Ferma, sindaco, perché sennò qui cade la linea, dobbiamo ascoltare anche le persone a casa, poi riprendiamo naturalmente. Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire al sindaco, con tutte queste costruzioni commerciali che distanziati minimo 1 chilometro, 2 chilometri uno dall'altro, con mega parcheggi asfaltati, i fossi intubati, che l'ho detto ancora a Mirella, ma dove vogliamo che corri l'acqua? Basta con queste montagne di cemento, fermateli. Tutto per i soldi, sindaco, tutto per i soldi, perché il comune prende soldi, ma se ti dà il pezzo di terreno, e allora vanno avanti con questo cemento. Ma come si fa? Come si fa a ragionare così? Non capisco più niente, vi saluto. Abbiamo sentito Giusy, prego, vedete quanto è importante che veniate a spiegare cosa fate, perché è fondamentale a mio avviso che la gente a casa capisca quello che viene fatto nel territorio dai vari sindaci e consorzi. A lei sindaco, prego. Allora ogni sindaco poi decide nel suo di paese, siamo comunque tenuti anche a limitare il consumo del suolo, e credo che ogni sindaco ne sta prendendo consapevolezza
e la cementificazione, almeno io parlo per il mio di comune, dove abbiamo 97 chilometri di territorio circa, non ci sia tantissimo cemento, anzi noi stiamo cercando di salvaguardare l'ecosostenibilità il più possibile, tenendo conto anche di quello che sono comunque i parametri del consumo del suolo. Come fare? Cercare di porre rimedio è di fare le infrastrutture adeguate appunto al tipo di intervento. Noi stiamo riqualificando una piazza adesso in centro e stiamo tenendo in considerazione il problema idraulico e facendo già le vasche di contenimento delle acque fin dall'inizio. Poi è un po' un puzzle che si va a comporre, perché nel momento in cui si interviene su un territorio che ha delle costruzioni datate è un po' come un domino che va a costruirsi pian pianino, quindi la cementificazione secondo me non è più nell'ottica dei sindaci di adesso, almeno non di tutti, perché si cerca l'ecosostenibilità, che non è solamente quella cosa tanto acclamata di cui tutti quanti si riempiono la bocca, ma prendendo coscienza di quello che è la realtà di adesso si cerca di limitare quella che è la cementificazione e di trovare sempre una ecosostenibilità anche nelle opere che si andranno a autorizzare a fare. Sindaco, di aver spiegato. Avete sentito la parola che ho usato? Perché è molto importante sentire le parole che usano. Limitare, non è che non si deve più costruire, ma se c'è un privato che ha un pezzetto di terreno e da anni aspetta di farsi la casetta perché prima qualcuno l'ha trombato per dare possibilità a questi mega palazzi, è giusto che se ha tutte le carte in regola questo privato possa farsi anche la casetta, perché sennò si fa il solito minestrone, si butta dentro tutto. Invece il sindaco ha spiegato bene: limitare quelle che sono le costruzioni, controllare quello che si diceva prima praticamente. Però quello che è avvenuto anche, Gerolimetto, è che abbiamo sentito anche che tutti questi sindaci che si sono riuniti contro questa cassa di espansione enorme, questi bacini di laminazione, forse qualcosa hanno centrato, perché si pensa, almeno da quello che si sente anche noi, che non venga più fatto questa mega opera, ma delle opere più piccoline, meno impattanti. Allora vuol dire che qualcuno sta cercando anche di capire che forse tutto il male non viene per nuocere, ma sedersi attorno a un tavolo e capire come fare per dare risposta un po' a tutti si può fare. Questa è la squadra. Più idee, più persone competenti naturalmente, e allora si arriva a raggiungere l'obiettivo con la pace di tutti. È così o non è così, Gerolimetto? Il problema dell'idraulica è un problema molto delicato e molto serio, dove probabilmente, come in tantissimi altri argomenti, spesso tutti hanno una loro ricetta. Mentre su questa materia io dico che proprio su questa materia in particolare c'è assolutamente bisogno di un'analisi approfondita e seria di competenze, quelle vere però, ecco, quelle le abbiamo, ecco, di competenze, perché altrimenti spesso ognuno dà la sua soluzione senza guardare il problema del suo insieme, avendo conoscenza fino in fondo della materia. Anche perché noi abbiamo una parola magica che è l'ecosistema, okay, che viene usata pochissimo, invece i ricercatori, gli scienziati dicono attenzione, perché è quella che è la vita. I servizi ecosistemici sono adesso saliti alla ribalta nel vero senso della parola. Tutti quelli che operano in materia urbanistica, ma che operano sul territorio. E prima abbiamo sentito parlare il sindaco quando diceva appunto che stanno facendo un intervento, ma hanno creato dei volumi adeguati per raccogliere l'acqua che sappiamo che quel terreno interessato dalla piazza non riesce più ad assorbire. Cioè questa attenzione adesso è portata al massimo livello proprio a fronte di una crescita culturale su questa materia e anche stimolati, diciamo così, dai danni che stiamo vivendo in questi anni. Avete capito cosa ha detto il Presidente? Cioè non è da dire che tutti hanno torto e tutti hanno ragione. Mettiamoci assieme persone competenti e vedrete che troveremo la soluzione, perché c'è sempre una soluzione a tutto, basta avere la volontà però di fare del bene al territorio. Allora, visto che abbiamo parlato di bollette, andiamo a sentire il Presidente Gerolimetto, e le bollette era il febbraio del 2023, fra pochi mesi di febbraio ancora, andiamo a sentire.
L'acqua scarseggia ormai da un anno e diventa ancora più dispendioso distribuire quella poca che c'è. Se a questo si aggiunge il caro energia, ecco la tempesta perfetta che si traduce per il Consorzio di Bonifica Piave in un aumento dei costi a carico degli utenti, che proprio in questi giorni stanno ricevendo i bollettini. Abbiamo avuto un maggiore consumo di kilowattora e una triplicazione del costo dell'energia. Perciò queste due cose messe assieme ci hanno provocato uno sconquasso, diciamo, del bilancio, che tra l'altro tra le pieghe del bilancio, siccome ci mancavano quasi 4 milioni per coprire la differenza, 2 milioni siamo riusciti a recuperarli con maggiori economie e scelte diverse all'interno del funzionamento del consorzio, e altri 2 milioni abbiamo dovuto invece chiederli agli utenti. Rincari che pesano soprattutto per alcuni settori agricoli. Soffre un po' meno chi ha la fortuna di gestire il prosecco, ma soffre molto di più chi ha il mondo del latte e della carne, che già di per sé come mercato e come momento particolare sta soffrendo moltissimo. La prolungata assenza di precipitazioni allarma sempre più, e non solo l'agricoltura. Nella Marca le falde da cui si attinge l'acqua potabile non sono mai state così basse. Facendo riferimento al monitoraggio che sta sviluppando, che sta portando avanti l'ARPA, noi non abbiamo mai raggiunto un livello così basso da quando si fanno le verifiche del livello delle falde nelle nostre zone. I consorzi premono per la realizzazione di invasi per raccogliere l'acqua piovana e finanziamenti per la trasformazione irrigua con sistemi più efficienti. Io credo che la prima cosa che dobbiamo riuscire a fare è trattenere l'acqua che abbiamo a disposizione e cercare di utilizzarne il meno possibile per ottenere lo stesso effetto. Allora, Presidente Gerolimetto, non è passato neppure un anno, adesso al momento le cose sono cambiate, com'è la situazione e cosa prevede? Allora, parlare adesso di carenza d'acqua sembra quasi una barzelletta, diciamo, però sappiamo benissimo che proprio rispolverando i commenti e le considerazioni si dicevano prima, che gli studiosi ci dicono attenzione perché il livello, la linea di confine della siccità si sta alzando notevolmente e potrebbe benissimo essere che la prossima estate magari ci ritroviamo qua a parlare anche di questo problema. E su questa base noi siamo molto preoccupati. Per quel che riguarda invece il ragionamento bollette, ecco, noi sappiamo che il Consorzio di Bonifica in quanto tale vive e fa la sua attività con le 140 persone che ha a disposizione, che si occupano di manutenzione e di gestione, da un lato problematiche legate alla sicurezza idraulica e dall'altro durante 4 mesi durante l'estate per quel che riguarda la gestione dell'irrigazione. E queste risorse vengono utilizzate esclusivamente per il funzionamento e la manutenzione. Spesso purtroppo noi non vediamo in TV, non vediamo nelle cronache la figura del Consorzio di Bonifica, però vi garantisco che il Consorzio di Bonifica lavora con monitoraggi e con attenzione 24 ore su 24 sul territorio. Noi facciamo delle manutenzioni che sono sempre insufficienti, sono io il primo a dirlo. Noi abbiamo, proprio per riuscire a essere più capillari e più tempestivi sul territorio, facciamo degli appalti a dei terzisti perché facciano le manutenzioni generali e queste vengono seguite e accompagnate, però sono sempre insufficienti e sembra quasi che non si vedano perché operiamo su un territorio di 92 comuni. Come spiegava prima. E questo è un problema vero. Per quel che riguarda gli aumenti delle bollette e i costi che ci sono, è evidente che molti si arrabbiano adesso perché dicono ma come mai che non hanno ribassato la bolletta se è diminuito il costo dell'energia? Ma come illustravo prima, quell'aumento che noi abbiamo messo in capo ai contribuenti in parte è il riflesso dell'aumento del costo, ma una parte siamo riusciti a contenerla perché abbiamo fatto delle altre economie. Adesso evidentemente è cambiato il periodo, ci sono state delle riduzioni, ma quelle somme noi siamo tornati a rimetterle dove erano prima, cioè per le manutenzioni e per la gestione normale dell'attività del Consorzio. Perciò continueranno a vedere un po' la bolletta, non dico allo stesso livello di prima, ma quasi, proprio perché il costo dell'energia non siamo riusciti ad abbatterlo completamente. Il costo dell'energia è rimasto comunque più alto, lo vediamo tutti noi nei nostri costi che sosteniamo ogni giorno e teniamo presente che la vita del Consorzio è una vita che si confronta con i costi della realtà, i costi generali ci sono aumentate tutta una serie di spese e perciò noi dobbiamo purtroppo mettere in conto tutto quello
che realmente viene speso su ogni territorio, perciò ogni area paga quello che realmente viene speso per intervenire e per manutentare quel territorio. Vede Sindaco, vede Presidente, se lei e chi per lei e altri venissero a spiegare queste cose, perché non è che, come le dicevo prima, che il diversamente giovane deve andare su internet, che magari non riesce e l'hai spiegato nei particolari. Allora, se lei viene e spiega, forse anche a casa sono più contenti, perché io sono convinta che tutti vogliono mettere la goccia nell'oceano, non è che non la vogliono mettere, perché le bollette si pagano, gira e rigira, le bollette si pagano, però spiegarla non sarebbe male, Presidente. Sindaco, come ci saluta? Grazie per questo, per aver dato l'opportunità di parlare e di spiegare anche un po' come funziona anche per quanto riguarda i comuni e i consorzi. Concludo dicendo che molto spesso Scusi Sindaco, vediamo anche le immagini del comune di Eraclea, visto che ce le abbiamo, così intanto che il Sindaco parla vediamo anche l'immagine del comune di Eraclea, perché è giusto capire anche dove lavora questo Sindaco. Prego Sindaco. Sì, dicevo, il consorzio molto spesso lavorano e sono silenti proprio perché stanno lavorando. Io ho fatto notare la stessa cosa sugli interventi che stanno facendo sul nostro territorio proprio in questo periodo, che sono abbastanza importanti, di rinforzo di un argine del canale Revedoli, e il presidente del consorzio mi ha detto, anzi il direttore del consorzio mi ha detto Sindaco, lei c'ha ragione sulla comunicazione, ma noi siamo troppo presi nel lavorare piuttosto che comunicare. Quindi benvengano le trasmissioni come le sue, che dà l'opportunità di far conoscere ai cittadini quello che effettivamente è tutto il lavoro che fanno e che però non si vede e neanche si capisce, perché proprio non viene portato alla luce. Quindi io la ringrazio anche il presidente, se non sbaglio, del consorzio con lei, e per l'opportunità di averci dato di spiegare un attimo come funziona. No, mi fa piacere, perché devo dire la verità, il presidente Amedeo Gerolimetto quando lo chiamo viene, ci mette la faccia, e questo è molto importante, perché ho qualcuno che invece non vuole mettercela, ma io insisto, sa Presidente, prima o poi riuscirò a portarlo. Lei ha già capito di chi parlo. Abbiamo Piero, poi andiamo in pubblicità. Vai Piero. Buongiorno, ciao Mirella. Ciao. Attento al tuo ospite. Voglio chiedere due robe solo. Una, l'acqua, una materia che non è impirabile. In espansione sì sta, ma il sana non si può alzarla, perché accende per uno. Due, mi fa parte del consorzio adesso Give del Cile e Vecchio. Non riesco a vedere qualcosa saboita che mi non che tiene. Mi ha messo un miglioramento idrico, no, anzi non abbiamo irrigazione forzata. Mi ad esempio pianto soia, formento e sedurgo, perché adesso fanno dall'acqua e mi tocca pagare 800 euro per il rigo. Ma il rigo è cosa? Si paga per portare via l'acqua, no per irrigazione. Grazie Piero, ho capito che sei Piero da Zero, così sa anche dove opera il nostro Piero da Zero Branco. Prego Presidente, poi rispondiamo a Piero e dopo. Grazie Piero, ciao, prego. Lui faceva riferimento, lui è un consorziato del consorzio Acque Risorgive, mi sembra, no? Ecco, ogni bolletta ha le sue dimensioni, adesso io non so bene per quel che riguarda il suo particolare. Noi sappiamo che, e sicuramente sarà anche nel suo caso, gli saranno messi in conto i costi per quel che riguarda la bonifica, e allora là c'è un capitolo specifico. Per chi ha irrigazione, che la utilizzi o non la utilizzi, ma ha la possibilità di irrigare, evidentemente deve pagare la quota che è dovuta a ettaro, non c'è ombra di dubbio su questo. Anche se non irriga, però sicuramente se paga vuol dire che ha la disponibilità dell'acqua per irrigare, perché altrimenti sarebbe un refuso, sarebbe un qualcosa di non adeguato, insomma non giusto, ma mi rifiuto di pensarlo. Oppure se c'è qualcosa che scappa, a volte scappa, ma in un caso come questo, siccome che sono tutte zone uniformi,
È difficile che a una persona venga imputata il costo dell'irrigazione se non ha il servizio. Ecco. Allora Presidente, la prossima volta che viene portiamo una bella sfilza di bollette, così le spieghiamo Bastano tutte. 2 bollette ingigantite. Ecco, 2 bollette ingigantite, ecco, la inviterò ancora perché è giusto che spiegate, avete sentito le telefonate e siccome fate le cose come sta spiegando lei, non è che non le facciamo, non ci vedete, forse ma lavoriamo. Se alziamo le telecamere qualche volta non sarebbe mal, Presidente. In maniera che vediamo e ha ragione lei su questo. E vediamo e spieghiamo alle persone a casa che hanno diritto, visto che pagano, di capire cosa sono questi consorzi e come funzionano. Grazie veramente a Amedeo Gerolimetto, Presidente Consorzio Piave, grazie a Nadia Zanchin, sindaco di Eraclea, primo mandato civica centrodestra. Grazie, buon lavoro, pubblicità. Ville venete in Veneto, 430 in Friuli Venezia Giulia, uno dei patrimoni culturali più preziosi del nostro territorio, esempio straordinario di armonia e bellezza. Torna la giornata delle Ville Venete, raddoppia con un intero weekend dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di questi gioielli che rappresentano un unicum in Italia e nel mondo. Il periodo in cui sono state costruite le ville, che va dal 400 alla fine 700, ha caratterizzato, voglio dire, molte parti d'Italia, ma nel Veneto e nel Friuli rappresenta praticamente una eccezionalità sia per dimensioni, per entità e per qualità degli edifici. La 2 giorni di visita è stata preceduta da un convegno a Villa Selvatico di Battaglia Terme dedicato all'ecosistema delle ville venete per legare la villa al contesto odierno. Significa poter accettare quelle che sono le sfide, essere pronti ad accettare le sfide e i problemi del tempo attuale e del futuro. Per cui secondo noi questo elemento, la centralità proprio della Villa Veneta all'interno di questo ecosistema economico, produttivo, con un indotto notevolissimo per il territorio, è fondamentale. Ville venete sempre più richieste anche come location per produzioni cinematografiche e televisive. Parliamo di registi come Luchino Visconti, come Vittorio De Sica, grandi attori, grandi film che sono stati girati nelle Ville Venete dagli anni 50 in poi. E oggi c'è una fortissima richiesta di portare set all'interno delle Ville Venete. Il 20% delle produzioni che noi sosteniamo come Veneto Film Commission, che sosteniamo ed assistiamo, vuole girare all'interno delle Ville Venete. Testimonianza di quanto il Veneto nell'ultimo periodo stia diventando attrattivo per il cinema. Nel Veneto stanno arrivando tantissime produzioni, soltanto nel 23 e nei primi mesi del 24 abbiamo avuto rapporti e gestito rapporti con 110 produzioni estere, italiane e anche venete che sono venute a girare qui. Oggi al Festival del Cinema di Roma ci sono 6 film importanti girati qui in Veneto e noi siamo stati sempre molto coinvolti nel facilitare, agevolare il lavoro di registi, produttori, attori, tutti i cast che passano da queste parti. E come dice il nostro direttore Luigi Baccialli, che avete visto e sentito dov'era, ci guardano tutti, ma proprio tutti, perché facciamo vedere anche queste meraviglie. Intrighiamo le persone a guardare i nostri canali di Media Nord-Est. E con chi ne parleremo questa mattina? Con l'architetto Mario Gemin, capodelegazione FAI Trevise, Fondo Ambiente Italiano. Abbiamo anche il professor Duccio Canestrini, antropologo. Grazie anche lei, professore, di essere qui con noi. Allora, un weekend di grande bellezza, il FAI apre le porte dei tesori, le giornate FAI svelano Villa Giustiniani Tonon, la nuova generazione che rilancia le ville venete. Ecco, volevo terminare proprio con questo titolo bellissimo. Chi è e chi sono la nuova generazione, architetto Gemin? Ma noi proprio in questo caso abbiamo visto da parte dei proprietari della villa che ci hanno aperto le porte di questa dimora, sostenendo proprio un assalto di visitatori che io temevo anche che potesse portare un certo sconcerto da parte per questi proprietari.
che vedevano in qualche modo un po' profanato il loro giardino. In verità invece alla fine delle giornate, dopo che solo domenica abbiamo avuto 1400 persone a Villa Giustiniano Tonon, 2000 in tutti e 2 i giorni, alla fine ho visto una soddisfazione da parte di Gabriele Tonon e anche della moglie Lara Prando, ma proprio erano veramente commossi del fatto che un qualcosa che loro avevano acquistato era così interessante per così tanta gente, e vedevi proprio anche l'entusiasmo delle persone che venivano, sia le persone del territorio sia le persone che venivano da fuori. E quindi questo sicuramente, io immagino che anche per questi proprietari acquistare un bene di quel tipo, restaurarlo, significa uno sforzo veramente immane. Però domenica ho visto in loro proprio una soddisfazione che andava veramente oltre qualsiasi aspettativa, li ho visti veramente entusiasti, e si vedeva anche negli occhi appunto delle persone che venivano in visita. Architetto, un'altra domanda che volevo fare, oltre a questi occhi che veramente rimangono estasiati, spalancati, delle volte anche sconcertati da tanta bellezza, magari anche a pochi passi da casa, e grazie a voi siamo riusciti a farli uscire, cosa dicono le persone? Cosa chiedono poi alla fine? Che domande fanno? Prego. Ma allora, qui venivano anche affascinati da questo mix fatto da architettura e affreschi, quindi questo è un qualcosa, e molto spesso, come dire, rimanevano quasi esterrefatti del fatto di scoprire questo ciclo affrescato all'interno di una villa di questo tipo, anche perché magari fino a pochi anni fa, prima del restauro, erano completamente coperti dall'intonaco, per cui anche magari persone del territorio che erano venute più volte in villa mai avrebbero pensato che al di sotto ci fosse appunto un ciclo affrescato di questo tipo. E quindi probabilmente qualche volta l'intonaco ha anche preservato questi affreschi che altrimenti oggi sarebbero arrivati molto rovinati. Non dimentichiamo che nel caso di Busco siamo poco lontani dal fronte, quindi dalla Prima Guerra Mondiale, immaginiamo cosa poteva essere tutti questi territori. E quindi vedi che soprattutto la villa per diciamo, i veneti, ma non solo, è un qualcosa proprio che si comincia a comprendere che fa parte del nostro DNA. Anche perché effettivamente la villa veneta è stato come dire, un modello di organizzazione del lavoro, un modello sociale anche di sfruttamento del territorio che è stato inimitabile, insomma, anche se effettivamente poi ha avuto una diffusione enorme, perché è stato diffuso in Francia, in Inghilterra, in Russia, ma addirittura negli Stati Uniti d'America. Jefferson, il presidente degli Stati Uniti, che era anche architetto, quando realizza la propria villa in campagna a Monticello in Virginia, itera proprio il modello della Villa Capra alla rotonda del Palladio, la fa costruire tale quale negli Stati Uniti d'America. Quindi immaginiamo, vabbè, poteva essere una moda, però immaginiamo la centralità che aveva in quel momento il sistema della villa, ed era quanto di meglio potesse esserci dava da vivere a decine e decine di famiglie, organizzava proprio la cura del terreno e quindi anche del territorio, altrimenti sicuramente, diciamo, i singoli contadini non avrebbero potuto lavorare i campi così come è avvenuto invece grazie al modello della villa. E i giovani cosa chiedono? I giovani cosa vorrebbero? Perché alla fine faranno delle domande, perché chi avrebbe mai immaginato di avere perché li vediamo, questi giovani molto preparati, devo dirlo, ma soprattutto con la voglia di conoscere, di vedere. Zaino in spalla e loro partono e cercano veramente di capire cosa c'è nel mondo, la bellezza del mondo. Prego, architetto. Ma direi che la vera arma che ha avuto il FAI negli ultimi decenni, che c'è stato una sorta di ricambio anche generazionale, è stato proprio il FAI Giovani. Cioè per noi è fondamentale, investiamo moltissimo nel FAI Giovani. A Treviso c'è l'architetto Anna Colatuzzo che veramente opera molto bene, è riuscita a raccogliere attorno a sé un gruppo molto coeso, e vedi che c'è un interesse veramente molto vivo. Poi i giovani rispetto magari alle nostre generazioni sono molto più svelti anche nel passare le informazioni, molto più smart come si dice adesso, e quindi magari qualche volta in modo un po' più superficiale, però riescono a essere veramente molto molto più aggiornati, e effettivamente diciamo queste mete anche per loro hanno un interesse assolutamente straordinario, proprio perché loro arrivano dopo che magari noi abbiamo saccheggiato il territorio per anni, e quindi hanno questa sensibilità e questa aspettativa sicuramente maggiore per la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia del territorio, e quindi le ville per esempio rappresentano proprio una sorta di ancora di salvezza che è ancora assolutamente attuale, insomma.
Sentiamo anche come commenta il professor Duccio Canestrini, antropologo, quello che ha detto l'architetto Mario Gemin, i giovani e la storia, la cultura, l'arte, la bellezza. Prego. Sì, no, io non sono un esperto di Ville Venete, lo dico subito, e credo che stiamo parlando di territorio, quindi va bene, sul territorio si giocano sempre le relazioni tra i nativi, tra i residenti e i forestieri, che a volte sono complicate, come sappiamo, a volte sono controverse, a volte filano lisce, dipende da come si organizzano. E la curiosità per il territorio è sicuramente un elemento positivo. Non credo che sia quello che muove la maggioranza delle persone che fanno turismo oggi, il cosiddetto turismo di massa. È un turismo più di nicchia, perché si parte un po' tutti da contesti produttivi che generano un desiderio di evasione e quindi di compensazione rispetto a frustrazioni che derivano da una quotidianità oppressiva, opprimente, e quindi si cerca insomma più la fuga, ecco, verso, diciamo, verso la spiaggia, verso la montagna, verso una ricreazione. La curiosità per le emergenze naturali e culturali di un territorio, è un segno assolutamente positivo, insomma, perché è il meglio, è il miglior turismo che si possa fare, penso. Allora, professor Canestrini, cos'è che la preoccupa di più in questo momento del suo importante osservatorio? Cos'è che si potrebbe fare? Prima si parlava di acqua, si parla di ambiente, si parla anche però di una tecnologia molto avanzata che permetterebbe all'uomo anche di arginare questi danni. Eppure qualcuno non ascolta mai, qui dovrebbe essere ascoltato, che sono i nostri ricercatori, i nostri scienziati. La storia è storia, il paese ha una sua storia, ogni paese ha la sua storia. Eppure qualcuno non ascolta. Noi abbiamo cambiato tantissimi governi, siamo sempre in campagna elettorale, ma il territorio diventa sempre più fragile, le persone diventano sempre più fragili e la fragilità ormai è a 360 gradi. Prego, professore. Guardi, l'antropologia e l'antropologia del turismo si occupano di rapporti tra culture, in buona sostanza, tra persone anche, perché prima vengono le persone, poi vengono le culture. Lei mi chiede che cosa mi preoccupa di più. Questa mattina ho letto una notizia che riguarda una manifestazione che si è svolta ieri alle Isole Canarie, alla quale hanno partecipato 100.000 persone che protestano contro un turismo di rapina, in sostanza un turismo coloniale che ha messo fuori gioco la possibilità dei giovani delle isole, ma questo non accade solo alle Isole Canarie, accade in molte città d'arte, anche italiane, perché il costo della vita è salito in maniera esorbitante e per gli alloggi turistici viene sacrificata una convivenza civile con i relativi servizi che vengono a mancare per i residenti. Ecco, questo è un tema. Stiamo girando intorno a un termine che si chiama gentrificazione e ovviamente anche con problemi di overtourism, cioè di eccesso del turismo, sul quale abbiamo ragionato anche a Venezia per tanti anni, che effettivamente, questo è preoccupante, perché a quel punto si parla di un consumo di destinazioni come fossero appunto beni di consumo effimero, laddove invece le destinazioni, i luoghi insomma sono importanti proprio perché hanno una loro storia, no? E quindi questo è un tema molto caldo, per esempio. Allora sentiamo su questo tema caldo cosa dice l'architetto Gemin, che anche l'architetto Gemin gira il mondo e soprattutto sono cose che preoccupano. Avete sentito cosa ha detto il professor Canestrini. Ecco, a mio avviso non dobbiamo neppure andare molto lontano per vedere che c'è qualcosa che non gira con questo turismo di massa. Io ho i sindaci anche ospiti e molte volte, specialmente i sindaci del Bellunesi, sono molto preoccupati. Prego. Certo. Sì, io forse è la volta in cui mi sono reso
conto maggiormente di questo aspetto un po' preoccupante è stato quando sono andato nell'Algarve, nel sud del Portogallo, dove trovi veramente nel giro di pochi chilometri che cambia tutto. Ci sono dei centri che sono in pratica stati colonizzati dal turismo inglese, che di fatto sono come, abbiamo gli stessi pub che abbiamo a Londra, e quindi non c'è nulla della cultura portoghese. Immaginiamo gli abitanti di quella zona che si trovano quasi ad abitare in un luogo che non è più loro. Per certi aspetti, ovviamente è facilissimo dirlo, Venezia anche, immaginiamo cos'era per esempio Dorso Duro fino a qualche decina d'anni fa, dove c'erano anche alimentari, c'erano tutta una serie di negozi di vicinato per le persone che abitavano in quel sestiere. Ovviamente quando poi diventa soltanto zona per seconde case, per turismo, perdono tutta l'identità, nel senso che spariscono questi negozi. Pensiamo solo alla Toletta che chiude, l'ampliamento della Toletta che è scomparso per aver poi uno di quei negozi che vendono tutto a 10 euro, qui la qualità della vita dopo è ovvio che peggiora in modo macroscopico, ecco. E purtroppo diventa anche questo un valore per la città, cioè perdere questi riferimenti, questi luoghi che sono luoghi proprio ormai insiti nella vita di ogni giorno della città, diventa un qualcosa di gravissimo, insomma. E questo c'è poco da fare, è proprio il turismo di massa che porta questi stravolgimenti, queste anomalie. L'unico modo infatti per contrastare, giustamente prima il professore diceva è un turismo di nicchia, verissimo, sono proprio turismi di nicchia, ma sono tanti tipi di turismi di nicchia che ormai diventano quelli anche più appetibili. Pensiamo solo per esempio ai francesi che amano il giro in bicicletta, oppure le houseboat lungo i canali, lungo i fiumi, cioè loro forse hanno cominciato anche prima di noi ad assaporare questo modo di un turismo un po' più lento, un po' più slow, diciamo più non mordi e fuggi come si usa adesso, e credo che favorire questa tipologia di turismo, anche se ovviamente con numeri che non hanno nulla a che vedere col grande turismo di massa, sia la chiave per favorire un turismo un po' più sostenibile. Pensiamo solo anche al turismo in bicicletta che da noi sta diventando sempre di più. 20 anni fa quasi era una cosa per pochissimi, adesso sta diventando sempre più utilizzato, ecco. Possiamo dire, architetto Gelmini, e lo chiedo anche al professore Canestrini, che forse è merito anche dei giovani di questo, io sono molto fiduciosa in questo mondo dove sono gli unici che scendono nelle piazze, che ci mettono la faccia, delle volte anche con atti estremi, ma a mio avviso ecco, si possono spiegare il perché non vengono ascoltati. L'ambiente per loro è una cosa sacra. Nel mondo del volontariato tutti sono senza giovani, però se tu vai di chi si occupa di ambiente o di animali, i giovani li troviamo perché si fidano, sanno dove andare a parare. Allora, prima di sentire la risposta anche del professor Canestrini, abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Vai Leone. Ciao Milena, grazie, saluto i tuoi ospiti. Ciao. Mi voglio scusare per averti corretto l'altro giorno. Vai tranquillo Leone, vai tranquillo. Scusa, mi sento in colpa. Ma va, vai. Allora, io volevo parlare che quest'estate ho avuto un amico straniero che è venuto e l'ho portato un po' in giro per le ville. E ho trovato che non c'era nessuno. Sono andato a Piazzola, non c'era nessuno. Sono andato a Stra, non c'era nessuno. Sono andato a Maser, non c'era nessuno. Sono andato a Follina, non c'era nessuno. Sono andato a Pisano di Valmarino, non c'era nessuno. Cioè, non so, forse c'è Venezia che cannibalizza un po' il nostro turismo, ma sarebbe importante far conoscere di più queste ville che abbiamo, che sono meravigliose. E un'altra cosa, quando uno va a vedere una villa, sarebbe bello avere un opuscolo di come si viveva una volta in queste ville, cosa succedeva, come si comportavano. Poi c'era la villeggiatura, avevano dei turisti, era come un bed and breakfast, com'era? Come funzionava? Grazie, arrivederci. Grazie a te Leone, un grande abbraccio, sai. Allora, mi viene in mente la frase che ha detto il professor Canestrini, che ha dichiarato: le persone scappano dalla quotidianità
e cercano una fonte di ricarica e compensazione. Ma che bella questa frase, professor Canestrini. È proprio quello, l'ha detto proprio perfetto. Prego, professore, poi sentiamo l'architetto Gemin. Dunque, ci sono tante cose da dire, ma io vorrei rispondere all'ascoltatore che per sapere un po' come si viveva in villa. E allora bisogna leggere la trilogia della villeggiatura di Goldoni, no? Veramente una pièce teatrale stupefacente, anche molto divertente, solo che Goldoni non poteva ambientarlo in Veneto, siamo nel Settecento, perché andava giù, per così dire, duro, no? Anche con una satira su questa classe aristocratica, oppure quelli che cercavano di mostrare un loro privilegio e in realtà non l'avevano, no? Quegli scrocconi, lui ce l'aveva su anche quegli scrocconi. E quindi ambienta la sua trilogia della villeggiatura, o le smanie, la prima parte si chiama Le smanie della villeggiatura, lo ambienta in Toscana, no? È buffa questa cosa. Allora il fatto di voler compensare con la vacanza, che poi diventa spesso turismo, delle frustrazioni della vita quotidiana, sta alle origini della nascita proprio del fenomeno turistico, del nostro contesto produttivo, no? E io non sono così sicuro, non sarei così ottimista sui giovani come lei. Sicuramente mi piacciono molto i ragazzi che protestano oggi, che si fanno bastonare, che si fanno arrestare semplicemente perché reclamano maggior attenzione nei confronti dell'ambiente. Sono politiche che vanno cambiate, così come quelle che riguardano il turismo, perché non si può neppure criminalizzare l'ultima ruota del carro, cioè a valle il turista. Io penso che siano politiche turistiche che vanno modificate, un ripensamento del proprio patrimonio materiale e immateriale e di come vada offerto, tenendo presente un concetto di limite, no? Il limite è sempre molto un concetto molto importante, difficile da applicare, però è su questo oggi che ci dobbiamo concentrare. Professor Canestrini, lei ha diviso i giovani. Mi piacciono i giovani che protestano, quelli che ci mettono la faccia, e forse mi piacciono meno, non l'ho detto io, quelli che non fanno niente. Ma quelli che non fanno niente, professor Canestrini, non le sembra che dovremmo essere noi a prenderli per mano e accompagnarli anche su percorsi culturali che magari loro non sanno, perché nessuno li accompagna in questi percorsi? Molte volte si rinchiudono come ricci proprio perché non hanno il coraggio di parlare, e se hanno il coraggio anche di dire qualcosa, magari nessuno mi ascolta. Magari queste persone che chissà, magari nel DNA, che artisti potrebbero essere in futuro. E allora io vi faccio vedere una cosa, professor Canestrini, proprio per far capire che abbiamo bisogno di accompagnare questi giovani, e vi porto in un concerto meraviglioso che è stato fatto la scorsa settimana al Teatro del Monaco a Treviso, dove lei vedrà questa orchestra fatta da tantissimi giovani, dai 12 ai 22 anni, che hanno suonato grazie a questo uomo, a Tullio Giacomini, che è un mio grandissimo amico, che ha capito che forse bisognava dare a loro qualcosa. E cosa ha detto? Io darò a loro uno strumento per capire cos'è la musica, l'arte e soprattutto il valore dello strumento. Allora andiamo a vedere il quinto e il sesto brano di questo concerto e poi voglio proprio commentarlo con i miei ospiti.
Professore Canestrini, allora io questo concerto che lei ha visto sono persone, ragazzi, che credono tantissimo nel loro strumento, nella musica, nell'arte, e neppure l'architetto Gemin conosceva questa orchestra che abbiamo a Treviso, ragazzi da tutto il Veneto, e soprattutto l'importanza del turismo culturale abbinato anche a queste orchestre di ragazzi giovani. Ecco, questi sono gli esempi che noi dobbiamo dare a quelli, come dice il professore, che non escono, che non protestano, che hanno paura di uscire, che hanno paura del diverso, perché abbiamo anche questi. Ecco, prego professor Canestrini, turismo e ragazzi, ecco, mettiamoli assieme, questa orchestra in una bellissima Villa Veneta, pensate, in un parco, prego. Allora, mi pare che fosse un'aria tratta da un film di Fellini, potrebbe essere un quiz, composta da Nino Rota, se non vado errato, bellissima. E allora, gli stimoli, chiaramente, gli stimoli che arrivano dai genitori, gli stimoli che arrivano dalla scuola. E vedo molti genitori per la strada o al ristorante che intrattengono i figli piccolissimi, mettendo nelle loro mani gli smartphone per potersi liberare un po' dall'onere di una cura che invece è assolutamente logica e naturale. E questa cosa mi spaventa molto, perché penso alla generazione che sta crescendo. Guardi, le faccio un esempio. Ero a Firenze tempo fa e vedo un giovane padre che spinge una carrozzella con dentro un bambino che avrà avuto 4 mesi, e mi accorgo che sul manubrio di questo carrozzino ha un gadget che è un portatelefono cellulare, e ho pensato lì per lì, ma guarda, si guarda la partita mentre spinge la carrozzina durante una passeggiata serale, e invece no. E lo smartphone il display era orientato verso il bebè, e questa cosa, le assicuro, mi ha agghiacciato, perché ho pensato a come crescerà questo ragazzino, questo bambino, questo bebè. E penso che dobbiamo lasciar vedere loro il mondo con gli occhi, ma il mondo vero, incuriosirli, accompagnarli. E c'è una pedagogia del viaggio, una pedagogia del turismo. C'era un grande pedagogo, insegnante dell'Ottocento, si chiamava Töpfer, era svizzero, che faceva scuola all'aperto. Praticamente usciva con i suoi allievi a piedi e camminavano chilometri per le campagne della Svizzera, parlando con i contadini, guardando gli animali, le piante, spiegando la geologia, la meteorologia, la zoologia. Quello è un esempio stupendo di pedagogia del turismo. Abbiamo bisogno di questo più che di nuove tecnologie, penso. Sì, anche conoscere anche noi quello che abbiamo nel territorio. Andiamo a sentire allora questa intervista a Tullio Giacomini, perché ha creato questa orchestra. Andiamo a sentire. Allora, siamo col presidente Tullio Giacomini, un grande uomo, un uomo molto umano, ma soprattutto cosa è riuscito a mettere in piedi non questa sera, ma da tanti anni. Questa passione dove nasce, quando nasce? È nata un quarto di secolo fa, 25 anni. E allora ho incontrato dei maestri di musica, con i quali parlando è venuta fuori l'idea di fare un'associazione che vada a favore dei ragazzi. E da questa idea si è sviluppata un'associazione, e questa associazione si rivolge soprattutto ai giovani che hanno la passione per la musica e ha l'intento di portarli a fare l'attività musicale. Ci siamo accorti che questo era una strada giusta per dare a questi ragazzi l'occasione di stare assieme, di fare solidarietà fra loro e soprattutto di suonare assieme.
cosa che è molto importante, perché la musica, oltre che unire e dare una formazione, diciamo, tecnica, ha anche l'aspetto di educazione e di formazione. Questi sono i buoni esempi, tu stai dando un buon esempio, un esempio anche a tutti quei ragazzi, a quelle persone che hanno perso la strada dei valori, Tullio Giacomini. Sì, mi interessa molto che questi ragazzi trovino la possibilità di essere un domani dei buoni cittadini. E vi assicuro che la scuola della musica, la formazione musicale dà certamente questa possibilità. Io dico sempre anche a questi ragazzi: tenete il vostro strumento sempre accanto a voi, perché potete anche stancarvi di suonare, potete anche cambiare l'oggetto della vostra gioventù, non so, giocare a calcio. Ma lo strumento deve essere sempre conservato. Allora, architetto Gemin, lei non conosceva, è rimasto stupito di questo che le ho fatto vedere, che è di Treviso, però l'importante è conoscere e fare squadra, mettersi assieme, non perdere tutte queste energie, ma cercare di proprio di allargare ancora di più ad ampio raggio, a 180 gradi, quella che è la possibilità di aiutare i giovani. Prego. Assolutamente sì. Devo dire che da questo punto di vista negli ultimi anni stanno cambiando molte cose, almeno a Treviso ci sono una decina di associazioni che proprio sono perfettamente in rete, noi ci troviamo proprio anche con una cadenza abbastanza fissa per proprio portare avanti delle iniziative comuni e quindi ovviamente uniti si vince, questo è quasi ovvio. Ma quello a cui abbiamo assistito è un vero e proprio miracolo, anche perché oggi come oggi noi lo vediamo che con i nostri volontari è veramente, si richiede un sacrificio enorme a questi giovani per poter portare avanti delle passioni come questa, in questo caso della musica, togliendo del tempo a quello che ormai è diventato una sorta di diktat che abbiamo oggi, cioè noi dai giovani pretendiamo, alziamo sempre di più l'asticella, li vogliamo estremamente performanti, abbiamo un modello imparato dagli Stati Uniti d'America di, come dire, una abnegazione nel mondo del lavoro che ci porta a far sì che fin dall'epoca del liceo ormai tu ti costruisci la tua carriera e quindi diventa anche dettata la tua riuscita poi nella vita. Noi vediamo come oggi pochi si iscrivono a storia, a filosofia, facoltà che soprattutto chi ha questa passione non può seguirla proprio perché viene detto guarda che oggi così non campi, però invece c'è importanza, bisogna continuare anche a studiare studi più umanistici e non andare tutti a studiare management o cose di questo tipo, però ovviamente questi ragazzi, pensiamo soltanto. Noi una volta uscivamo dal liceo, andavamo all'università, adesso devono fare i test di ammissione per l'università, non riescono da una parte e cominciano ad andare, che so io, in giro per l'Italia, addirittura all'estero per medicina, per poter iscriversi all'università. Quindi diventa tutto molto stressante, cioè noi questi giovani veramente chiediamo un qualcosa che noi 2 o 3 generazioni fa non dovevamo sostenere. Sentiamo come commenta il professor Canestrini. Prego, professore. Sono molto d'accordo con l'architetto Gemin, è un'idea di performance, di performance esistenziale che si porta avanti, che si insegna, che si tramanda. Le stesse università sono diventate praticamente delle aziende e di ieri o di l'altro ieri la notizia delle dimissioni di un grande storico Barbero che dice basta, non si può più lavorare all'università in queste condizioni perché siamo diventati degli amministrativi, dei capi ufficio, non dei docenti e quindi è un'aziendalizzazione della società che non riguarda solo l'istruzione, riguarda anche altri ambiti che va di pari passo con la privatizzazione naturalmente, sono scelte politiche una volta di più, no? Però l'idea appunto che si va dall'università in maniera funzionale alla propria carriera lavorativa non mi sembra sana, concordo, cioè si va all'università per capire il mondo, per arricchirsi di conoscenze che verranno utili. Non si sa poi come, ci sono dei laureati in filosofia che hanno trovato lavoro non in Italia ma in Francia, in Svizzera, in Austria,
anche nelle aziende, anche lavorando fianco a fianco con fisici, con naturalisti, perché per dire la filosofia insegna a pensare, a risolvere, ad analizzare i problemi, no? E magari anche a risolverli. E qui i percorsi umanistici, insomma, sono parecchio penalizzati, mi pare, appunto con questo spettro della disoccupazione che esiste, però che ormai tocca anche chi si laurea in economia o in legge. Abbiamo Renata da Verona. Prego, Renata. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Senta, seguo molto volentieri la sua trasmissione perché proprio la sento vicina ai problemi delle persone. Senta, io vorrei parlarle della comunicazione che c'è tra medici, infermieri e con i parenti dei pazienti, che veramente ha bisogno di una svolta, proprio perché è una crisi proprio che rientra nell'ambito della sanità questa. E ho sentito anche diverse opinioni anche alla televisione, per esempio sabato al TG Post. C'era la dottoressa Benedetta che fa il visire al 3 che diceva proprio che è una forma di vicinanza veramente ai parenti dei pazienti. Grazie Renata, abbiamo capito comunque la tua domanda, ti ringrazio di aver chiamato, l'importanza della comunicazione. Io lo dico sempre Renata, tutte le mattine, che questa trasmissione deve servire anche a capire chi siamo, cosa c'è nel territorio, spiegare quello che non si sa, le sigle quando vengono anche illustri ospiti, molto competenti ma molto tecnici, dico spiegate però perché voi lo sapete, a casa devono capire, soprattutto la comunicazione. Ha detto una cosa importante professor Canestrini, Renata, l'importanza della comunicazione, il capire chi hai di fronte, cosa dice. È così difficile farsi capire o spiegare perché tutti hanno fretta ormai, tanto qual è il problema? È vecchio, che io odio sta parola, li chiamo diversamente giovani, oppure è disabile, e anche odio questa parola, li chiamo diversamente agili. Ecco, è così difficile accettare il diverso, ascoltare il diverso, capire cos'è la solitudine. Anche il turismo potrebbe portare a questo. Perché queste persone che sono a casa da sole oppure nelle RSA non li portiamo a teatro nei pomeriggi, non li portiamo a vedere il territorio? Anche questo sarebbe un bel turismo. Sono persone che alla fine spendono, arrivano con i familiari, eppure si divide. E poi abbiamo il turismo che abbiamo. Prego, professor Canestrini, poi sentiamo anche l'architetto Gemin. Ma lei mi fa delle domande molto larghe e non so da che parte cominciare a rispondere. Da dove vuole, professore? Inizi da dove vuole. Ma guardi, io ho avuto uno studente che poi si è laureato in Italia, poi è andato negli Stati Uniti, ha fondato un'agenzia turistica e porta i turisti al confine tra gli Stati Uniti e il Messico a guardare le cosiddette schiene bagnate, i wetbacks, cioè praticamente i messicani che poveracci attraversano il fiume a nuoto per arrivare poi negli Stati Uniti sperando in un paradiso che non troveranno mai perché poi trovano condizioni tremende, vengono arrestati eccetera. Ma ha sempre fatto pensare questa cosa, cioè l'idea di turismo che si era inventato questo ragazzo, un turismo realtà, no? Anche molto drammatica. E il turismo nei suoi aspetti migliori certo può presentare un ventaglio di esperienze umane, di curiosità, di fenomeni, di emergenze che fa crescere le persone, che siano occasioni musicali o che siano realtà crude.
come spesso si incontrano viaggiando nel mondo, è tutto da mettere in saccoccia, è tutto un bottino esistenziale che fa bene ed è esperienza che poi ci aiuta a vivere e che possiamo tramandare ai nostri figli, ai nostri nipoti. La diversità è la legge del nostro pianeta, la legge biologica anzitutto e poi antropologica. Chiaro, più siamo diversi meglio è, più ci ibridiamo meglio è. L'ibridazione è un vantaggio di sopravvivenza, insomma, sia in tutto il mondo animale sia per quanto riguarda la nostra specie. Quindi l'antropologia stessa si basa sullo studio della diversità e delle interazioni a volte difficili che intercorrono con persone e culture che hanno altri usi e costumi, ma questa è diciamo, è il nostro pane quotidiano. Sì, sarà anche il nostro pane quotidiano, però mi sembra che questa accoglienza in questo paese dove eravamo accoglienti una volta il diverso non si vedeva, anzi siamo diventati anche qua a profondo nord molto chiusi, specialmente il diversamente giovane ha paura del diverso, perché è passato questo messaggio, purtroppo dico io cerco di far passare un altro messaggio invece, di vedere quella che è la realtà. Mancano i giovani, non ci sono, abbiamo bisogno di loro, abbiamo necessità di giovani e quando arrivano non possiamo veramente accoglierli in questa maniera. Però il messaggio che è passato, che sono tutti stupratori, tutti violenti, non hanno voglia di far niente, ecco, scappano pieni di soldi. Ecco, architetto, lei gira il mondo, perché siamo diventati così? Non tutti, perché io sono convinta che se anche a quello che dice non voglio nessuno a casa mia mettessimo nelle sue braccia un bambino che ha fame, che piange, magari anche di colore nero, forse il bambino lo accoglierebbe. È che è passato questo messaggio, la politica è riuscita a dividere, a far vedere specialmente molte volte che il diverso è cattivo, è da allontanare, è da condannare. Prego, architetto. Ma questo in effetti è un modo diciamo, un sistema di difesa quasi ancestrale per l'uomo, cioè di fronte a questo pericolo, diciamo, paventato dell'Africa che in massa potrebbe venire a nord, ovviamente porta sconcerto, poi magari c'è chi cavalca queste paure e quindi si crea questa paura del diverso. Ecco, prima appunto si parlava anche di Svizzera, io ho avuto modo di abitare 3-4 anni in Svizzera e effettivamente ecco, loro hanno proprio un modo di approcciarsi al viaggio che è molto diverso dal nostro. Io lì ho imparato veramente a essere meno turista e più viaggiatore. Poi effettivamente io dal 98 che accompagno gruppi in viaggio di varia natura, o per il FAI o per altre diciamo associazioni, e quindi per me è stato molto importante interfacciarmi con vari aspetti appunto del viaggio e anche proprio le relazioni che si instaurano con il viaggio, che possono andare, non so, posso citare un piccolo aneddoto. In Portogallo per esempio aveva un autista che ci portava sempre a mangiare nell'autogrill dell'autostrada. A un certo punto gli ho spiegato: guardi, queste sono persone che comunque vorrebbero anche qualcosa di più, e lui a un certo punto ha detto vabbè, ci penso io, e ha cominciato praticamente a costruirci, cioè noi ogni volta ci trovavamo in una finca fuori vicino all'autostrada, dove però ci facevano mangiare il pollo, ed è diventato un viaggio che anche solo attraverso questo piccolo gesto di generosità di questo autista è diventato tutt'altro, insomma. Quindi non mangiavamo più cibo spazzatura in autostrada, davamo mezz'ora in più e vedevamo un mondo, una cultura diversa. Vedevi le galline che razzolavano, che erano quelle che ti avevano dato le uova che avevi appena mangiato. Allora andiamo a vedere anche cos'è successo il 12 e il 13 ottobre con il FAI, andiamo a vedere il video. One, two, three, four. Ecco, abbiamo visto questi posti, ecco, queste perle, che sono veramente delle perle molto belle, poi vedremo anche altri video. Cos'è che nel 2024 le ha dato un qualcosa di arricchimento?
cos'è che ha capito che bisogna fare qualcosa in più, passo in avanti? Ho tante persone, non so se riuscirò a dare la risposta a tutte queste persone, però so che è una bellezza infinita. Noi appena usciamo di casa veramente abbiamo un territorio che non riusciamo neanche a capire quanto patrimonio culturale abbiamo, artistico. Prego. Sì, noi ecco, non ci prefiggiamo di avere tot e ogni anno superare il numero dei visitatori, cosa che sta comunque succedendo nonostante magari noi cerchiamo di diversificare. Anni fa per esempio abbiamo aperto il Teatro delle Voci a Treviso, che pochissimi conoscevano, pochi visitatori, ma quei pochi uscivano entusiasti. Avere una realtà a pochi chilometri da casa che collaborava con la Deutsche Grammophon, e quindi veramente siamo proprio punti altissimi per quanto riguarda la cultura musicale, e appunto la gente non la conosceva. Lì ecco, non abbiamo avuto tanti visitatori, ma quelli che sono venuti erano entusiasti. Poi abbiamo fenomeni di massa, come è stato in questo caso la Villa Giustiniano Tonon, e anche lì dobbiamo un po' capire che oltre questi numeri non dovremo andare, perché altrimenti dopo diventa il concerto di Vasco Rossi, ecco, cioè è anche difficile. Noi abbiamo ormai messo in piedi, io ogni volta mi stupisco, perché veramente i volontari sono veramente bravissimi ormai nel far fronte a situazioni che penso che destabilizzerebbero chiunque, eppure con sangue freddo riescono a far fronte alle emergenze. E io certe volte li guardo ammirati, perché veramente sono ormai una macchina da guerra. Facciamo un plauso anche al mondo del volontariato a 360 gradi. Assolutamente. Allora sentiamo come ci saluta il professor Duccio Canestrini, antropologo. Prego professore. Mi ha colpito quello che lei diceva degli anziani, che lei chiama diversamente giovani. Allora io mi sono occupato anche di questo argomento, e paragonando a come si invecchia in India, è un paese che amo moltissimo, dove sono stato molte volte. Gli anziani lì sorridono, sono frugali, magri, vestono in maniera colorata, stanno mediamente bene, direi, e questa ossessione della sicurezza che abbiamo maturato noi nella nostra società, io penso che sia sintomo di una fascia di popolazione che invecchia male, prendendo troppi farmaci e mangiando male e conducendo uno stile di vita che forse dovremmo ripensare, proprio ispirandoci a una diversità, a una alterità remota, a un altro modo di stare al mondo. Ecco, anch'io non sono più giovane e queste riflessioni veramente le sto maturando in questo periodo. Vede professor Canestrini, io ho un emporio solidale e dove mi confronto molto con queste persone, tanto è vero che li vedo sempre più tristi, più soli e più abbandonati. E allora io cerco con i miei volontari di dare questa pillola di felicità, e basta poco. Basta accoglierli con un abbraccio. Adesso abbiamo aperto la scuola di cucina, dove loro insegnano, ecco, queste ricette che hanno nel cuore, magari non si ricordavano più. E vedo la felicità, ecco, vedo il sorriso. Non si vedono diversi, io ho tante nazioni che vengono, tantissime, anzi si aiutano tra di loro. Ecco, forse la politica, fare un giro per gli empori solidali non farebbe male, anche alle pari opportunità, che devo ancora capire dove vogliono parare, ma soprattutto capire che dobbiamo dare risposta a queste realtà che sono i nostri scrigni meravigliosi. E come dice lei, il sorriso, lacrime e sorriso vedo contemporaneamente. Il sorriso perché gli ho dato una borsa dignitosa, non una borsa dignitosa, e la lacrime perché sanno che quando usciranno troveranno il vuoto. Avranno la borsa, ma non avranno qualcos'altro, che è la solitudine che nessuno accompagna più, perché siamo tutti di fretta. Non abbiamo più la possibilità, secondo noi, di ascoltare, invece dovremmo ascoltarli, perché diventeremo anche noi così. Diventeremo anche noi, magari su una bella anche RSA, come dice lei, ma soli, senza nessuno che ti ascolti, senza nessuno che ti porti magari ad ascoltare una meravigliosa orchestra. Perché? Perché non ci sono i soldi. Ecco, io quando sento questa frase, professore, mi alzo dalla sedia e devo tenermi dura per non urlare, perché non è vero che non ci sono i soldi.
non li vogliono mettere neanche per aiutare queste figure che si sono diventati anche certi politici così bravi, grandi e buoni e belli, è merito di queste figure. Architetto Gemin, come ci saluta? Ma ecco, secondo me su questo tema però è importante anche che come i giovani che non riescono, diciamo, a stare al passo a queste performance che vengono richieste, vengono in qualche modo respinti dal sistema, la stessa cosa purtroppo succede anche con le persone, tra virgolette, anziane, che se non riescono a stare al passo con le innovazioni tecnologiche vengono in qualche modo respinti dal sistema. Nel senso che se uno non interagisce col cellulare, con le app, eccetera, rischia oggi di non poter neanche prendere il biglietto per l'autobus, cioè veramente si richiede uno sforzo enorme. Io lo vedo già adesso, cioè figurarsi persone che hanno 20 anni più di me, che fatica che possono trovare per interagire con certi portali. Cioè una volta tu andavi allo sportello, parlavi, no, adesso entri in un portale che se per caso fai qualche errore vai in un limbo, in un sistema dantesco dove praticamente non esci più. Ecco, forse bisogna anche una maggior sensibilità verso chi, volente o nolente, non è così al passo con le tecnologie, oppure non può esserlo, e in qualche modo deve essere preservato, deve essere comunque aiutato. Allora io ringrazio i miei ospiti, ringrazio l'architetto Mario Gemin, capodelegazione FAI Treviso, ringrazio veramente tanto anche il professor Duccio Canestrini, antropologo, e vi lascio con questo bel video che fa vedere il monastero campese. Grazie, grazie, buona giornata, monastero campese. Grazie. Saranno la chiesa, il chiostro, ma soprattutto l'archivio antico del monastero di Santa Croce al centro delle giornate FAI d'autunno in programma in questo fine settimana. Questo silenzio, questa pace, questa continuità di pensieri, andare a scoprire la vita dei monaci qua dentro, come si svolgeva, adesso come è tenuto aperto, perché qui abbiamo una serie di volontari bravissimi che mantengono aperto questo luogo sempre per continuare l'accoglienza che c'era una volta con i monaci. Il sabato pomeriggio fino alle 17:30, la domenica anche la mattina i volontari guideranno le visite alla scoperta del monastero, che è nella lista dei luoghi del cuore da votare sul sito del FAI. I più votati avranno un contributo da investire per la tutela del patrimonio, in questo caso una ventina di registri e documenti antichi risalenti al 1600. Restauro quelli diremmo più malmessi, no? E poi che il luogo dove ritorneranno, perché adesso sono nei cavò, ritorneranno a essere custoditi e consultati, che sì, ha bisogno di interventi che riguardano l'umidità, che riguardano la temperatura, e quindi almeno questo, perché se no li teniamo nel cavò e basta, ma allora non sono vivi. Ecco, l'importante è che ridiventino vivi. Circa una decina di anni fa, quando parlavo in pubblico, dicevo: una donna su 10 nella sua vita incontra il tumore al seno. Ad oggi sono passati poco più di 10 anni, devo purtroppo dire una donna su 7,5 incontra il tumore al seno. Nelle cure ad una malattia che aumenta di incidenza non solo può risultare determinante una diagnosi precoce, ma anche l'attività di un'equipe multidisciplinare, la cosiddetta Breast Unit. La sottoscrizione a Villorba dell'accordo di collaborazione tra Centro di Medicina di Treviso e l'Associazione di Promozione Sociale Amiche per la Pelle è stata definita un'arma in più nella lotta al tumore al seno, un progetto integrato con protocolli d'intesa alle reti pubbliche delle Breast Unit del territorio. Oggi entrano in campo delle figure nuove, abbiamo il centro di medicina che oggi rappresenta l'unica struttura privata che riesce a incarnare tutti i criteri di qualità previsti dai PDTA regionali. Abbiamo un nuovo ente che è Amiche per la Pelle, che è un ente del terzo settore che è accreditato dalla Regione Veneto per il welfare e il mondo del pubblico. Questo modello si prefigge di utilizzare le nuove risorse messe a disposizione con la riforma del welfare, la riforma del terzo settore e quella assicurativa. Una donna che viene seguita in un breast team e quindi con specialisti dedicati arriva ad avere fino al 20% di possibilità in più di guarigione rispetto a una stessa donna
donna che non viene trattata in un breast team. Nel breast team, ci tengo a precisare, oltre a specialisti dedicati c'è anche un personale infermieristico che prende in carico la donna e la segue nel suo percorso. Un percorso che prevede anche un accompagnamento nel cosiddetto follow-up post-medico. Ricordiamoci che la legge ci ha messo a disposizione l'oblio oncologico. Fino a ieri io, che ho avuto il problema del tumore al seno, non avrei potuto fare una polizza assicurativa. Oggi posso farla e quindi posso anche poi usufruire degli strumenti nuovi che verranno messi a disposizione. Allora, ottobre, mese della prevenzione, soprattutto queste donne, queste persone in prima linea, delle guerriere che veramente fanno capire l'importanza della prevenzione. Saluto i miei graditi ospiti. Abbiamo da Campo San Piero il dottor Angelo Giacomazzi, chirurgo senologo. Grazie dottor Giacomazzi di essere qui con noi, veramente grazie. Saluto anche il dottor Enrico Busato, direttore ginecologia e ostetricia all'ospedale Canfoncello di Treviso. Grazie anche a lei, dottor Busato, un mese importantissimo questo. Allora, visto che siamo partiti proprio con questo video, chiederei al dottor Giacomazzi come siamo messi con la prevenzione nel 2024. Ecco, questa informazione che viene data soprattutto da donne che hanno fatto un percorso anche molto importante, molto impegnativo, ma grazie anche alla prevenzione ce l'hanno fatta. Prego, dottor Giacomazzi. Allora, l'argomento è molto interessante, bisogna cogliere ogni occasione per parlare di questa cosa, perché nel cancro della mammella purtroppo non c'è una vera prevenzione primaria. Non è che come nel cancro del polmone, se non fumi riduci il rischio. Per quel che riguarda il cancro della mammella non ci sono dei comportamenti, delle cose che possiamo evitare per non avere il cancro della mammella. Quindi la prevenzione non è una prevenzione primaria, ma è una prevenzione secondaria, cioè fare diagnosi precoci, trovare il cancro quando è di pochi millimetri, così la cura è assolutamente, oltre che rispettosa della cosmesi, del corpo della donna, eccetera, della psicologia, del residuo di malattie, eccetera, ma è soprattutto sopravvivenza maggiore, fino a oltre il 90%. Quindi tutte le situazioni in cui si fa pubblicità per arrivare alla diagnosi, no? Usare lo screening, andare nei centri, eccetera, è una cosa benemerita, perché ancora in Italia ci sono 54.000 donne che si ammalano di cancro della mammella, 54-57.000 donne. E sono donne sempre più giovani, sono donne con bambini in età minore, no? Bambini minori, di età, quindi non è soltanto la propria sofferenza, ma è la sofferenza che coinvolge tutta la famiglia, oltre che il sociale, l'economico, il lavorativo, eccetera. Ma immaginate una donna che deve gestire una chemioterapia con dei figli piccini a casa. Benemerite sono tutte quelle cose che hanno portato, per esempio, a non perdere i capelli durante la chemioterapia, perché tornare a casa con la bandana oppure andare al lavoro e avere rapporti con persone o curiose o falsamente rispettose è una cosa che ti uccide, mentre invece essere ammalati soltanto un giorno alla settimana quando fai la chemioterapia è tutta un'altra cosa. Va bene. Quindi, grazie, dottor Giacomazzi. Sentiamo e salutiamo anche il dottor Enrico Busato, direttore ginecologia e ostetricia all'ospedale Canfoncello di Treviso. Ecco, da questa invece angolazione per quanto riguarda l'ostetricia e la ginecologia, come siamo messi, dottor Busato? Credo intanto buongiorno a lei e a tutti i telespettatori che sono in onda. Per quanto riguarda la parte oncologica, dobbiamo dire che anche da un punto di vista nostro c'è un cambiamento in questi ultimi anni, perché come reparto siamo passati nel 2021 abbiamo operato circa 82 donne di tumore, parlo di 4 principali tumori a livello ginecologico, quello della vulva, della cervice, dell'endometrio e dell'ovaio, e siamo passati a 2023 a quasi 170 per questo tipo di tumore.
Ora lei mi chiederà, Mirella, ma come mai sono così tanti, è aumentata la patologia? Diciamo che da una parte, essendo centro di riferimento a livello dell'azienda OS2 come ospedale hub per la patologia oncologica, il numero di casi deriva anche da un accentramento dalle altre strutture, nel nostro ospedale, perché vengono operate presso il reparto mio, ma sappiamo che ci sono anche un aumento di casi nelle pazienti più giovani, soprattutto per esempio per il tumore dell'endometrio. Noi sappiamo che negli anni, mentre gli altri tumori, quello dell'ovaio, quello della cervice e della vulva, hanno mantenuto una costanza di incidenza, cioè grosso modo i numeri sono di poco aumentati, quello invece del tumore dell'endometrio è l'unico tumore che sta avendo un aumento di incidenze, soprattutto nelle donne più giovani sotto i 50 anni, con un aumento di circa pressappoco il 13% rispetto agli anni precedenti. Quindi ci troviamo a operare anche donne sempre più giovani, non solo per la patologia dell'endometrio, ma anche per il tumore dell'ovaio. Cosa si può fare in questo mese che lei ha iniziato, il mese della prevenzione oncologica ad ottobre? Io credo che anche questa trasmissione, parlare alle persone è una prevenzione. È logico che la prevenzione primaria, come il collega diceva, per quanto riguarda il seno, noi ce l'abbiamo essenzialmente per un unico tumore, che è il tumore della cervice. L'importanza che abbiamo sempre ribadito di fare lo screening che chiamano, di cui ci arriva la lettera a casa per il pap test e la ricerca del papillomavirus. Questa è la cosa più importante, e la seconda cosa, che è una prevenzione davvero che è primaria, è quella della vaccinazione contro il papillomavirus. Sappiamo che alcuni paesi del nord Europa, tipo la Scozia per esempio, o anche la Svezia, ma la Scozia che ha reso obbligatorio il vaccino per l'anti-HPV a tutte le adolescenti, cioè che è importante farlo prima di iniziare ad avere i rapporti sessuali, ha ridotto a zero i casi non solo di tumore della cervice, della porzio, ma anche delle lesioni pre-neoplastiche, e questo è riuscita grazie alla campagna di vaccinazione. Allora, grazie dottor Busato, molto chiaro come sempre. Dottor Giacomazzi, cosa vorrebbe dire questa mattina soprattutto a quelle donne impaurite, a quelle donne che quando si sentono dire hai un tumore cade il mondo addosso, solo sentire la parola? Poi magari grazie a questo accompagnamento anche di queste associazioni che abbiamo nel territorio diventa meno traumatico, perché ti fidi, se ce l'ha fatta lei posso farcela anch'io. Vengono accompagnate, perché non c'è solo la panchina, c'è il dopo panchina per quanto riguarda questi accompagnamenti molto importanti. Ma quello che mi preoccupa è sentire, prima telefonato Renata da Verona dicendo il rapporto della comunicazione tra paziente e veramente e addetto ai lavori, che può essere, come diceva Renata, l'infermiere, il medico, il chirurgo. Ecco, l'importanza di saper comunicare, dottor Giacomazzi, anche in casi molto difficili a volte, perché magari di fronte non hai una guerriera ma hai una fragilità, e il dottore si accorge di questo, da come si comporta, da come si parla, perciò è fondamentale la comunicazione. Io mi ricordo quel ragazzo diversamente agile che ha detto: quando mi sono svegliato e ho capito che non avevo più le gambe, mi sembrava di morire. E quello che dico ai medici è: quando dite queste cose abbiate l'umanità nel dirle, perché io veramente mi sono sentito morire nel momento che mi sono sentito un numero e mi dicevano non camminerai più. Ecco, prego, l'importanza della comunicazione nell'anche spiegare quello che tu hai e la speranza nella comunicazione. Prego, dottor Giacomazzi. Allora, è assolutamente importante questo. Nessuno ti insegna la comunicazione all'università, acquisisci delle metodiche lavorando, parlando con le persone, qualche volta a scapito
delle persone e arrivi a un modus operandi che è sicuramente ottimale quando sei alla fine della tua carriera, purtroppo. La comunicazione è probabilmente, come diceva Ippocrate, come recentemente diceva il professor Veronesi di Milano, è metà della cura. Il fatto di poter condividere con una persona un percorso di cura anche pesante è sicuramente benefico per la persona. Ci sono dei coinvolgimenti che sono non solo di parole ma sono anche di gesti. Passare dall'altra parte della scrivania con una persona terrorizzata sicuramente diminuisce la sua tensione e alza il suo livello di attenzione. Toccare la persona, mettere la mano sul braccio e poi soprattutto scaricarla di tutti i pensieri che non la riguardano. Per esempio dire a una donna: va bene, da adesso basta, lei non deve più pensare niente, ci pensiamo noi, le diamo tutti gli appuntamenti, le diamo certezza della cura, della prosecuzione, degli orari, dei giorni. Cioè lei torna a casa e dice: adesso basta, non c'è niente che io possa fare, speriamo bene, mi fido di questa persona perché mi ha accolto bene, mi ha detto delle cose che non avevo capito, eccetera. Volevo farle un racconto brevissimo. Allora, la donna va a fare lo screening, va a fare la mammografia e viene chiamata per dire, e le si dice signora, deve fare un altro accertamento per sicurezza. Per quanto sei cauto, la donna è nel terrore più assoluto, perché dice: se mi richiamano vuol dire che c'è qualcosa che non va. Tu va a fare il controllo e le fanno un ago aspirato, una core biopsy, una microbiopsia, e le dicono: signora, la chiameremo con la risposta. Intanto lei è andata dal suo medico di base, il suo medico di base le ha prospettato tutto, quindi le ha comunicato che probabilmente sarà chirurgica, che sarà curata, che guarirà molto probabilmente perché la malattia è piccola, eccetera, eccetera. Poi le viene consegnata la risposta da un team di persone della Breast Unit e in quel momento viene detto alla signora tutto quello che dovrà fare e tutto quello che l'aspetta, perché lei deve condividere e in qualche modo firmare il consenso informato, no? E quindi lei è informata per la terza volta di quello che ha e di quello che dovrà fare. Finalmente viene chiamata dal day hospital, dove farà l'iter preoperatorio. Nell'iter preoperatorio, durante l'esecuzione della cartella, la compilazione della cartella clinica, la signora condividerà per la quarta volta il programma di cura. Va dall'anestesista e l'anestesista gli dirà: viene fatta un'anestesia generale per questo è il motivo, e per la quinta volta rispiega alla signora che cosa dovrà fare. Finalmente la signora arriva il giorno del ricovero, la scoglie un'infermiera, la veste, no, e la mette sul lettino in attesa che venga portata in sala operatoria. In questo momento, dopo qualche minuto, arriva la persona meno qualificata di tutta la filiera, che la porta in ascensore per andare in sala operatoria. E a questo punto la signora, a questa persona, che è una persona assolutamente non esperta, ma insomma accogliente, eccetera, che cerca di rassicurarla, questa persona, la donna, alzando la testa, la donna è dietro che spinge il lettino, e la donna dice: cosa me farai adesso? Cioè, vuol dire che il livello di comunicazione, quando ci sono queste situazioni, è drammaticamente difficile da gestire, e non è mai perso il tempo che si usa per fare comunicazione. Una volta non c'erano, o c'erano pochissime figure psico-oncologhe, di questi psico-oncologi che seguivano anche questa parte extrafisica, no? Adesso sono assolutamente importanti loro, e anche nelle associazioni che lei citava, la preparazione alla cura, perché le persone vengono prese in carico anche da queste associazioni prima della cura, e la presa in carico dei parenti, perché molto spesso la donna non pensa a se stessa: adesso come Maria cosa faccio, adesso casa mia, cosa fai casa mia senza di me? Cioè il problema
forse le è anche utile shiftarlo verso i parenti, però non è giusto, insomma, no? I parenti devono prendere la loro responsabilità, ci sono dei parenti, anzi dei coniugi, che disattendono ai loro doveri affettivi e personali e di supporto alla donna che si ammala di cancro, no? E questa cosa va gestita anche molto, molto accuratamente. Poi volevo aggiungere a quello che ha detto il collega, perché in questo mese che andiamo girando per le parrocchie e per i comuni a parlare di diagnosi precoce e di screening, spesso viene un ginecologo con noi e dice una cosa incredibile che io non sapevo, che questa vaccinazione, di cui benissimo parlava il collega, assolutamente importante, importantissima, e va diffusa questa pratica, è anche curativa, non solo, ma mi dicono anche che è diciamo necessaria e utile anche per i maschi. Quindi la vaccinazione in Scozia viene obbligatoria, ma è solo per le femmine, ed è strana questa cosa, perché qua in Italia nei distretti la consigliano anche ai maschi, ai maschietti e anche agli adulti, non solo agli omosessuali, perché la malattia del papillomavirus, come dice questo ginecologo che viene a parlare con me, è trasmessa anche in altre zone del corpo non ginecologiche, ma che hanno a che fare con i rapporti sessuali. Ha fatto bene a dirlo, dottor Giacomazzi. Sentiamo, devo correre purtroppo che sempre il tempo è tiranno. Ecco, dottor Busato, come commenta le parole del dottor Giacomazzi, soprattutto questa squadra che si deve creare per cercare di mettere sempre più in sicurezza a livello anche psicologico questa donna, delle volte non preparata, delle volte che non si aspetta minimamente che le venga detto quello che viene detto. È una questione di comunicazione importante. Prego, dottor Busato. Sì, io credo, ecco, come il dottor Giacomazzi diceva, è vero, noi non siamo preparati, forse i giovani medici magari hanno anche dei corsi all'interno, noi non lo siamo preparati per comunicare alle volte queste diagnosi molto pesanti, ecco, perché di sicuro dire a una paziente magari giovane con i familiari che vengono a parlarmi, no, non è facile, perché non conosci bene quelli che sono i suoi risvolti, come potrà anche reagire di fronte a questa diagnosi, ed è per questo che secondo me è estremamente importante l'aiuto con le associazioni, no? Tipo noi lavoriamo molto con l'Acto Triveneta, che è l'Alleanza contro il tumore ovarico. E salutiamo anche Petra De Zannet, mi permetta il dottor Busato, perché è una guerriera. Prego. Infatti, anche perché ci dà una grossa mano, e con loro stiamo anche cercando di introdurre la figura della psicologa all'interno del reparto. Noi adesso collaboriamo, ecco, con le psicologhe della LILT che inviamo, ma averla in reparto secondo me è estremamente importante, perché il supporto che dà non solo alla paziente, ma ecco, come il dottor Giacomazzi diceva, anche ai familiari, perché anche loro devono sapere quale sarà il percorso, come aiutare, ecco, magari il marito, la propria moglie, il compagno, ecco, no? In quest'ambito, e soprattutto diventa importante anche perché le cure vanno meglio, ecco, se una donna ha capito bene il suo percorso e fra virgolette accetta, ecco, perché parliamo di una malattia che non è da facile, ma se io cerco di combatterla assieme a noi, e se io dico sempre, no, è una battaglia che faremo insieme, perché non è solo nostra, è prevalentemente della donna, ma noi gli diamo una mano, ecco, per venirne fuori di questo. E credo che questo sia un aspetto che io sto curando molto, perché ci credo fermamente, perché come diceva, no, che la prima cura viene anche da come io trasmetto la diagnosi, no? Allora, io vi ho anche invitato perché io tempo fa ho avuto un'idea, ne ho parlato anche con i direttori generali sia di Treviso che di Padova. Culturalmente non siamo preparati alle malattie, quasi sempre, alle gravi malattie specialmente. Perché invece di andare sempre nelle scuole a fare la lezioncina non portiamo i ragazzi, e parlo di persone, perciò maschile e femminile, all'interno degli ospedali,
dove possono incontrare varie figure molto preparate per fare questa comunicazione che serve a far crescere, perché non è la stessa cosa di fare la lezione a scuola, anche se va bene, non dico di no, ma tu quando entri all'interno dell'ospedale già l'aria è diversa, quando entri all'interno di un reparto già l'aria è diversa, capisci che stai toccando con mano una realtà che non immaginavi. Ecco, io penso che forse li intrigheremo di più. Sì, anche perché loro sono curiosi, vogliono emozioni forti, basta vedere cosa fanno e cosa guardano. Chi più che all'interno dell'ospedale può dare queste emozioni? Voi con i vostri video, naturalmente accompagnati da persone competenti, perché è inutile che noi parliamo di vaccinare, di farsi visitare, se poi abbiamo i genitori che non sono in grado di capire l'importanza di questo. Loro sono fragili, non riescono a difendersi. Ma se io vado a casa e dico, sai mamma, sai papà, sono andata dal dottor Busato, dal dottor Giacomazzi e mi hanno spiegato l'importanza del vaccino, io ho capito che lo devo fare perché è importante. Cosa dice il dottor Giacomazzi? Poi sentiamo anche il dottor Busato. Questa mia idea di togliere i giovani sempre e solo dalla scuola, ma portarli all'interno, perché anche il loro futuro, parliamo di salute spiegata all'interno dove tu, quando ti ammali, vai. Prego. Allora, io le ho fatto già questi complimenti un'altra volta, nel senso che questa TV commerciale è talmente benemerita quando affronta queste cose, perché le persone hanno forse quest'unica occasione per immagazzinare, no? Per mettersi in tasca qualcosa di questi argomenti, e quindi la ringrazio comunque, anche sì, è una cosa benemerita. Poi io sono un assertore senza fermarmi mai del sistema sanitario nazionale, per cui sì, va bene mandare queste breast unit private accreditate eccetera, per noi abbiamo un sistema sanitario nazionale per quel che riguarda le breast unit straordinario nel Veneto, forse il migliore d'Italia, per cui bisogna approfittare di questa cosa. Le breast unit possono fare anche accoglienza. All'ospedale di Campo San Piero, io sono in pensione da un po', ma quando lavoravo veniva favorito l'ingresso addirittura anche in sala operatoria. Le dirò che adesso in medicina c'è un corso al primo anno di suture. Io sono uscito dall'università 40 anni fa senza che nessuno mi abbia insegnato a mettere un punto. Io potevo sostituire un medico in un campeggio, in un ambulatorio, se c'era la necessità io non avrei saputo mettere un punto. Il fatto di invece coinvolgere già all'inizio queste persone, fargli mettere il naso dentro e le mani dentro le cose, è assolutamente galvanizzante, ti aiuta a studiare di più, perché studiare per 4-5 anni senza vedere un malato è una cosa assolutamente sbagliata, sbagliatissima. Quindi è giustissimo quello che lei ha pensato di far coinvolgere le persone facendole entrare nella cosa. Le dirò che tra l'altro ci sono delle specializzazioni che sono disattese perché forse non portano lucro, forse non portano gloria. Quando tu li porti invece in queste situazioni, in questi posti, e gli fai vedere che rapporto hai con le persone, quanto sei utile nella tua specializzazione, queste persone vengono galvanizzate, spesso scelgono proprio questa specializzazione che è disattesa. Credo che il mio collega sia assolutamente d'accordo. Lo sentiamo subito, allora sentiamo il dottor Enrico Busato. Prego, dottor Busato. Sì, io non posso far altro che essere concorde con questo, ma soprattutto ecco, l'aggiunta che vorrei fare è quello di fare entrare proprio anche i ragazzi, magari quelli un po' più grandi dei licei, andare a vedere le situazioni ecco, che abbiamo, perché anche quando giustamente si parla di prevenzione, parliamo di del vaccino, del papillomavirus, dove parliamo di prevenzioni delle lesioni precancerose o del tumore. Parliamo di qualcosa che per loro è un po', fanno fatica a capire effettivamente che cosa vuol dire questo. Allora, far vedere queste situazioni, cosa può capitare, credo che possa anche valere più
di 1000 incontri, 1000 parole, perché la situazione che possono vedere, no? E rendersi conto di come possiamo evitarle con una semplice vaccinazione, allora credo che veramente questo possa avere un significato estremamente importante, come lo può avere anche per rendersi conto di quello che è il nostro lavoro, di come lo svolgiamo, perché anche questi aspetti, no? Adesso si parla molto di aggressioni sanitarie e nei pronto soccorsi, ma nei reparti. Alle volte la gente non capisce tutto quello che c'è dietro nel nostro lavoro, no? Forse venire e valutare quello che si fa può far capire, ecco, che è un lavoro estremamente importante per tutti. Allora sono nella strada giusta e sapete, voi mi conoscete, io ci riuscirò di sicuro, prima o dopo ci riuscirò ad entrare. Sa perché anche il dottor Busato? Per sentire quel ragazzo, fidanzato di questa ragazza, che ha ucciso 2 creature, 2 neonati, dire che lui non si era accorto assolutamente della gravidanza, i genitori non si sono accorti della gravidanza, io lo trovo veramente strano. Mi scusi, dottor Busato, non glielo faccio dire a lei, ma lo dico io, perché per me è impossibile che nessuno si sia accorto di ben 2 gravidanze. Allora, se questo ragazzo a livello sessuale, ecco, non è ancora preparato per capire l'importanza invece di conoscere anche il corpo umano, sia maschile che femminile, sarà utile che li portiamo da voi, che gli spiegate bene con gli addetti ai lavori competenti e preparati cos'è il corpo umano e anche il lato sessuale, che è molto importante, perché sta diventando anche molto rischioso per i giovani, perché stanno superando l'asticella, non tutti, ma una buona parte. Come ci saluta dottor Giacomazzi? Che appello vuole fare? Pochi secondi. Sì, questa cosa che lei ha proposto è straordinaria, no? E va caldeggiata. Purtroppo ci sono molti impedimenti, no? Ci sono dei impedimenti di tipo assicurativo, poi non si può, anche di numeri, perché tu una classe di 25 persone devi frazionarla, farla entrare. In ogni modo è un progetto che va sostenuto. Lei mi dà sempre... Allora, visto che è in pensione, mi dia una mano, no, dottor Giacomazzi? Adesso è in pensione, così le do un input per fare qualcosa con Mirella. La ringrazio. Lei mi dà sempre campo libero e mi lascia parlare anche di cose che forse non sono proprio graditissime all'establishment, però... Devo chiudere, dottor Giacomazzi, perché ho forato. Comunque ci sentiamo presto. Grazie veramente al dottor Enrico Busato, direttore ginecologia ostetricia ospedale Canfoncello di Treviso. Grazie al dottor Angelo Giacomazzi, già chirurgo e senologo, collegato da Campo San Piero. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Arrivederci. Gnocchi di pane e spinaci. Forse Braccio di Ferro non ce la racconta tutta. Non mangia gli spinaci solo per diventare più forte, ma anche per vederci meglio. Secondo alcuni studi, gli spinaci, come il cavolo e i broccoletti, contengono una sostanza chimica importante per la nostra vista, la luteina, principale carotenoide, che si trova nella zona centrale della retina. Ingredienti per 4 persone: 600 grammi di spinaci, 200 grammi di pane raffermo, 2 uova, un bicchiere di latte, 40 grammi di burro, salvia, 50 grammi di farina bianca, formaggio parmigiano grattugiato, sale. Spezzettate il pane e mettetelo in una ciotola. Copritelo con il latte e lasciate che se ne impregni bene. Tritate finemente gli spinaci. Lessate gli spinaci, strizzateli bene e aggiungeteli al pane intriso nel latte.
Aggiungete le uova. Salate. Aggiungete la farina necessaria per dare consistenza al composto. Quando vi sembrerà che il composto abbia raggiunto la compattezza voluta, fatene tanti pezzi. Tagliate il rotolo a pezzetti e ricavate negli gnocchi. Versate gli gnocchi in acqua bollente. Raccoglieteli con la schiumarola appena vengono a galla. Condite con burro, salvia e parmigiano abbondante. E buon appetito!